Una buona giornata, buon sabato, prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati, eccoci in diretta da studio. Sono tantissimi i temi che affronteremo oggi, dalla cronaca alla politica. Per Treviso e Vicenza è l'ultimo sabato di campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative della prossima settimana, ma ci sono anche molti spunti che ci ha dato la cronaca in questi giorni. Tra una mezz'ora avremo ospite in studio in diretta Mary Zorz, l'avvocatessa accoltellata a Oderzo da un cliente esattamente 2 settimane fa. È chiaro che gli occhi non solo nostri ma di tutto il mondo sono puntati anche sulla cerimonia che si sta svolgendo a Londra di incoronazione di Re Carlo. Ecco, vediamo le immagini che arrivano su Corriere TV in diretta proprio dall'abbazia di Westminster, dove si stanno preparando i nuovi reali, vedete Camilla e Carlo, per questa incoronazione, per cui magari qualche finestra la apriremo anche su questa cerimonia, come sempre estremamente suggestiva, come tutto quello che riguarda i reali. Noi torniamo alla cronaca di casa nostra, avremo naturalmente collegamenti con i colleghi dal territorio. Marta Marangon, che è in città per i big della politica che in questo fine settimana sono arrivati a Treviso per sostenere la campagna elettorale naturalmente dei rispettivi candidati, e poi saremo a Chioggia con Filippo Fois, dove è in corso una protesta dei pescatori contro le normative UE. Andiamo subito però a quella che è stato l'evento di cronaca principale di questa settimana in provincia di Treviso, naturalmente il duplice omicidio di Paese. Siamo tristi e distrutti, ha detto la moglie del killer Massimo Pestrin, interrogato ieri mattina, lo sapete, in carcere. Non lo perdono, ha detto il fratello Giancarlo. Era geloso ma non doveva prendersela con Lino e Rosanna, che sono le 2 vittime, non c'entravano niente. In passato Massimo aveva aggredito anche il padre. Vediamo. Siamo già tristi e distrutti, non possiamo parlare. Ho il mio avvocato, quindi non posso parlare. Ma perché non può parlare, signora? Parlare. Siamo tristi e distrutti, dice Elvira, la moglie di Massimo Pestrin, l'uomo che mercoledì a Paese ha ucciso il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. Accanto ai 2 figli, da qualche tempo, si trova in un appartamento di Zero Branco, ospite di amici e parenti. I 2 ragazzi le fanno da scudo, a partire dal maggiore, tutti e 3 travolti da una storia più grande di loro, catapultati in una realtà di violenza. Elvira non se la sente di entrare nel dettaglio delle prime dichiarazioni fatte da Massimo, che avrebbe ucciso i familiari perché convinto di un complotto nei suoi confronti. Al centro ci sarebbero proprio la gelosia per la donna e una separazione difficile, pista confermata dall'altro fratello Giancarlo, che al momento della mattanza era nell'appartamento a fianco dove stava pranzando con moglie e figli. Però lui dice nelle poche parole che si è lasciato sfuggire nell'immediatezza dei fatti, anche a colloquio con l'avvocato, c'era un complotto nei miei confronti. I miei familiari sapevano che mia moglie mi tradiva. Ma lo sapeva anche lui, lo sapeva anche lui. Cioè, aveva messo sul telefonino la foto con mezza nuda, cosa le vedono tutti questi anni qua. Era un suo problema, doveva risolverlo lui. Quindi lui, diciamo, questa cosa qua non l'aveva digerita? No, non l'aveva digerita. Però la portava su di voi? Sì, cioè, cosa c'entriamo noi? Cosa c'entriamo noi? I suoi problemi si risolve e basta. Da molto tempo, da prima che l'appartamento di Via Noalese fosse ristrutturato? No, non era la situazione economica, non pagava l'affitto, l'hanno sfrattato. La trasparenza è questa, l'hanno sfrattato, ti hanno dato una data, a fine anno vai via e basta. Senta una cosa, è vero che c'erano botte, volavano botte tra loro? Non era un buon rapporto, non era un buon rapporto. Quindi Massimo picchiava la moglie? Sì, per me sì. Ma io si otteneva, non so che ne ha mai espresso, non aveva mai detto niente neanche a io, non ti risolvi i problemi così. In passato Massimo aveva aggredito anche il padre, deceduto alcuni anni fa. Lunatica, perché serviva soldi per andare in Albania, perché doveva andare in Albania, ma lui era fatto così. O ti dava anche il cuore o ti occupava, infatti. A trovarlo in carcere? No, non esiste. Non esiste. E neanche il perdono non è detto. Non esiste. È il motivo, mi spiega il motivo, perché l'ha fatto. È il motivo perché lo ha fatto. I suoi problemi si tiene
per lui, si risolve lui, no che altra gente che non c'entra niente. Una doppia tragedia veramente terribile. Allora su questo duplice omicidio di paese ha parlato ai microfoni di Christian Arboit anche Davide, il 24enne nipote dell'omicida reo confesso rinchiuso in carcere. Un duro sfogo contro lo zio definito un uomo violento. Non è una persona tranquilla, è una persona di per sé manesca. Si sono separati perché lui batteva lei, quindi... Un violento, un uomo che non mi è mai piaciuto. Davide, 24 anni, sospira più volte. C'era anche lui assieme a papà Giancarlo e a mamma Martina mercoledì nella Casa dell'Orrore di via Monsignor Breda. Quegli spari e quella scena impossibile da dimenticare e la rabbia per lo zio Massimo. Uomo tranquillo? Non è vero, dice, e ricorda un altro episodio. So che è stato un litigio con mio nonno, che adesso non c'è più, che aveva bisogno di soldi e mi ricordo che aveva spintonato mio nonno quella volta lì. Mio nonno, essendo aveva già i suoi anni, è morto che ne aveva 89, aveva già i suoi anni all'epoca, aveva già 80-82 e già vedendolo così, io avevo già capito che persona che era, ma che arrivasse a fare quello che ha fatto, no. Usare le mani avrei detto ok, ma usare un'arma e anche di per sé farla alle spalle vuol dire che sei un vigliacco e basta, perché non hai neanche il coraggio di affrontare le cose. Un complotto contro di me, le parole dell'assassino, convinto che il fratello Lino e la cognata Rosanna, uccisi con 14 colpi di pistola alla schiena, fossero da tempo a conoscenza di presunti tradimenti della moglie, dalla quale si era separato e che in qualche modo parteggiassero per lei. Non è niente vero, perché comunque io so che Massimo aveva sospetti sulla Rosanna che lei andasse a scrivere messaggio, a chiamare a sua moglie di Massimo, all'Elvira. Però quando parlavamo con la Rosanna diceva guarda, io non ce l'ho neanche il numero, quindi non riesco a mettermi in contatto con lei. E lui aveva questo presentimento qua, ma comunque non è mai saltato fuori. Impossibile, davvero impossibile perdonare. Una roba del genere, poi ti perdono se mi moglie un pugno sulla faccia o sull'occhio, ma questa roba qua non... Io spero che gli facciano tutto il male possibile e immaginabile che io ho in mente adesso, ma no... Io non sono una forza dell'ordine, non sono dentro in carcere, non posso fare niente. Spero che decidano al più presto di cosa farsi e che lo rinchiudino e che lo facciano patire in peggiore dei modi. Basta, io voglio solo quello, non mi interessa altro. È difficile superare un momento come questo. Spero di riuscire... Io sono sempre stato forte, rimarrò forte, però cerco sempre anche di deviare su altre cose, infatti... Stasera, se riuscirò, andrò al bar perché alcuni amici mi hanno chiesto vieni, sfoga, liberati un attimo. Adesso vedo comunque anche io star qua tutto, comunque star qui dentro ti viene sempre il magone. E ha parlato anche la mamma di Davide Prestin, Martina Sandre, moglie di Giancarlo, assieme a loro presente al momento del duplice delitto e colei alla quale l'assassino ha detto chiama i carabinieri mostrando la pistola. Sentiamo le sue parole. Ho sentito i colpi, una decina più o meno, adesso non li ho contati ovviamente. E quando sono uscita qua, lui era in fondo davanti all'abitazione. E gli ho chiesto, hai sentito anche te Massimo i colpi? E lui mi ha fatto vedere la pistola dicendomi che aveva sparato dei colpi in aria. E io gli ho detto, ascolta, sai che c'è tuo fratello, mio marito Giancarlo, che sta riposando perché avendo un'azienda il pomeriggio, dopo mangiato, si riposa un po' giustamente. E niente, dopo qualche secondo io sono rientrata e dopo qualche minuto lui mi è venuto a bussare alla porta, alla finestra, della cucina, e mi ha detto chiama la polizia che ci sono 2 cadaveri di là. Era tranquillo, stava fumando la sigaretta fuori casa, proprio freddo diciamo. Quindi quando realmente ho realizzato, ho pensato anch'io che ero qua, lui là in fondo con la pistola, che se realmente gli giravano altri 5 minuti magari ci avrei rimesso pure io e la mia famiglia. Lui di fatto dice c'è questo complotto, queste sono le sue parole, i miei familiari mi nascondevano delle relazioni che mia moglie aveva con altri. Penso che siano cose che si è fatto lui in testa e basta, che siano state cose che lui non è riuscito a capire, a metabolizzare questa separazione, quindi
probabilmente lui si è fatfatto dei pensieri strani in testa. Non pensavo, anzi proprio nessuno di noi pensava a una cosa del genere, visto che realmente era qua ospite, quindi bene o male sì, non aveva nessuna motivazione, visto che mia cognata gli faceva mangiare, praticamente gli aveva la biancheria e tutto il resto, quindi doveva, secondo me, solo essere grato di quello che aveva. Fin qui questo duplice omicidio di paese davvero sconvolgente, avete sentito le interviste e le testimonianze dei familiari. Adesso andiamo all'incidente stradale che si è verificato invece oggi, poco prima dell'alba, a Vicenza. Un uomo è stato trovato in fin di vita lungo il ciglio della strada. È ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un uomo rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina poco prima dell'alba. A trovarlo poco lontano dalla moto che conduceva nei pressi di Parco Città lungo via Quadri alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Il personale medico del SUEM, intervenuto poco dopo le 4, ha prestato le prime cure, ma visto la situazione di estrema gravità ha stabilizzato il corpo del motociclista accompagnandolo con urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Non si conosce l'identità dell'uomo, non essendo stati ritrovati i documenti né le dinamiche del sinistro. Gli agenti della questura stanno indagando per cercare di risalire alle cause dell'incidente e valutare se siano stati coinvolti altri mezzi che abbiano provocato la caduta del motociclista. E andiamo in un'altra tragedia di questi giorni, quella di Volpago, il duplice, l'incidente con 2 vittime, la coppia di giovani in moto sabato scorso sul Montello. Ieri si sono svolti i funerali di Antonio Cerruti, il giorno prima della fidanzata Nicole. A Breda di Piave, chiesa davvero gremita, con il parroco che ha detto portato via da quella che era la tua grande passione, proprio le moto. Tesoro, ci hai lasciato. Avremmo voluto tenerti con noi per tutti gli anni della nostra vita. Sono queste le parole di mamma Luana e papà Mario lette da Don Stefano, parole che hanno squarciato il silenzio questa mattina nella chiesa di Breda di Piave per l'ultimo saluto ad Antonio Cerruti, il giovane 31enne morto sul colpo lo scorso 27 aprile insieme alla fidanzata Nicole Rebecca Gaia Bellusci, mentre percorrevano in moto le colline a Volpago del Montello. Un ragazzo esplosivo nelle tue passioni, la musica, lo sport. Tenevi tanto la tua persona, ma soprattutto la moto, quella passione che ti ha portato via da noi, tu e la tua Nicole. Non eravate fidanzati da tanto, ma ciò che vi univa era quella passione. A scortare fino alla chiesa Antonio, gli amici motociclisti, sopra il feretro, guanti e casco da moto del 31enne. Noi lo sapevamo che era tanto pericoloso, ma tu no, testarlo e conosciuto. L'hai sempre voluta vita. Ci manchi tantissimo. Non so come faremo ad andare avanti senza di te. Al funerale presenti anche i genitori della fidanzata 24enne, salutata ieri a Montebelluna. Tanta commozione e il rombo dei motori accesi per l'addio ad Antonio. Il gruppo degli amici, gli Over Tremendous, gli hanno dedicato una maglietta. Persona straordinaria che è andata via troppo presto. Dell'incidente che opinione vi siete fatti? Sono quelle cose che non dovrebbero mai succedere, ma che purtroppo quando succedono sono una tragedia immensa. 2 giovani vite purtroppo, altre 2 giovani vite che si sono spezzate sulla strada. Adesso andiamo a San Donà di Piave con l'inchiesta. No, ci fermiamo, vedo dalla regia. È pronto il collega Filippo Fois, forse in diretta da Chioggia, perché c'è una protesta in corso dei pescatori contro le nuove direttive UE. È così, Filippo? Buongiorno a te e ai tuoi ospiti.
Buongiorno Rina e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Esattamente come hai detto tu, quello che sta accadendo a Chioggia, che è accaduto a partire da mezzogiorno, dalle 11:30 e sentite forse anche le sirene che continuano a suonare di tutte le imbarcazioni, di tutti i pescherecci qui a Chioggia come nel resto della costa veneta, per delle nuove normative europee che stanno destando veramente un'enorme preoccupazione per l'intero settore. Qui abbiamo diversi rappresentanti delle categorie economiche e politiche. Soprattutto abbiamo Paolo Tiozzo, che è il presidente nazionale di Confcooperative Fedagri. Che cosa sta succedendo? Che cosa prevede l'Europa che vi preoccupa tanto? Ma l'Europa per l'ennesima volta prevede un piano di azione che va a rafforzare già dei regolamenti comunitari che vedono delle restrizioni al Mediterraneo, secondo noi al di fuori di ogni ragionevole potenzialità di sostenimento. Questi piani d'azione non trovano poi riscontri sui vari studi che sono stati fatti sul Mediterraneo. Questo due cose soprattutto: pesca a strascico, che vorrebbe dire le limitazioni che sarebbero devastanti. Chi oggi è sul banco degli imputati è proprio la pesca a strascico. Il piano di azione, se non il commissario Sinkevičius, se non lo ritira immediatamente, rischiamo che da qui al 2030 perdiamo tutta la flotta da strascico, cioè tutti i demersali nel Mediterraneo. Ma non solo nel Mediterraneo, perché questo è un piano di azione che la Commissione mette in atto, che secondo noi riguarda molto più forse una campagna elettorale, visto che le prossime europee vi saranno, sono imminenti il prossimo anno, e vedono un'azione fatta per l'ennesima volta dalla parte ambientale di questo settore che non trova quasi mai riscontro poi nelle azioni, che invece negli ultimi 20 anni hanno già lasciato per la strada imprese, pescatori, e i risultati della politica comune della pesca vedono dei risultati buoni nel Mediterraneo, e non capiamo perché ci si deve accanire in questo modo. C'è anche una limitazione delle zone di pesca di un ulteriore 30%. Sì, un ulteriore 30%, ma quel che è peggio è che si vanno a sommare già ad un 65% di aree che non vengono tenute in considerazione, e sono tutte quelle aree che verranno dedicate anche attraverso i piani di azione lungo la costa, che sono già designati o vorrebbero essere designati per i parchi eolici, per le azioni di rigassificazione, tutte cose che noi capiamo e vogliamo che siano messe in atto, ma non può soltanto rimetterci la pesca, perché in questo momento tutto sta andando verso alla pesca e alla restrizione sulla pesca. Chiedo a lei, che parla un po' a nome di tutta la categoria, che intenzioni avete, che contromisure potete prendere? Andrete a Bruxelles? Ma questo è il primo step che viene fatto in tutta Europa, non solo, lei diceva a livello nazionale, invece è tutta Europa oggi che sta in qualche modo suonando le trombe. È chiaro che è solo un segnale che serve per allertare l'opinione pubblica e sensibilizzare Sinkevičius. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni vorremmo incontrare la direttrice della DG Mare, la dottoressa Vinkcheva, che ha la pesca europea in mano, per tentare di capire come persuadere il commissario Sinkevičius a non proseguire in questa follia. Certo. Tra l'altro qui abbiamo anche diversi rappresentanti delle istituzioni, c'è il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, c'è Marco Dolfini che è consigliere regionale per la Lega, c'è Jonathan Montanariello che è consigliere regionale di Chioggia, anche lui per il Partito Democratico. Armelao, chiedo a lei che cosa significherebbe per Chioggia se questa normativa europea diventasse operativa, cioè per il tessuto economico di questa città. Noi combatteremo sicuramente per non farla diventare operativa, creerebbe nuova disoccupazione. Ecco, se queste sono le politiche europee che mirano a creare nuovi posti di disoccupazione, non posti di lavoro ma posti da disoccupati, è chiaro che siamo nettamente contrari. Poi l'altro pericolo è quello che sulle nostre tavole non arrivino più ovviamente i nostri prodotti tipici locali, di cui ne andiamo fieri, e poi a caduta chiaramente c'è tutta la filiera collegata ovviamente al duro lavoro di pescatori, quindi ristoranti, bar, hotel, parliamo ovviamente della nostra città, quindi siamo pronti anche ad andare in Europa a protestare contro un personaggio che probabilmente di pesca non ne capisce, tanto più che arriva da un paese che mi dicono abbia solo 1 chilometro di costa, quindi credo che l'Europa stia facendo continui attacchi nei confronti del mondo della pesca e dei nostri pescatori. Ecco, in conclusione ricordiamo anche quali sono i numeri della pesca in Veneto, perché è un settore economico tutt'altro che secondario per l'economia. Quanti addetti, più o meno quanto fatturato?
Il fatturato è attorno ai 500 milioni di euro solamente ai termini di produzione, molto di più se invece riguardiamo l'indotto, 4 mercati ittici tra i più importanti d'Italia, Chioggia e Venezia di fatto lo sono ai termini di conferimento. La marineria dove siamo qui oggi di Chioggia è la prima marineria d'Italia per il conferimento e perciò i termini, i numeri sono così importanti da prevedere anche un collasso nel territorio, nel tessuto sociale vero, perché all'interno della pesca poi vi è il turismo. Ricordiamo che in Veneto la maggior parte dei turisti che arrivano, oltre che per visitare le nostre splendide città, vengono anche per mangiare del buon pesce, che se togliamo l'astronomia di questa regione e di tutta Italia rischiamo poi di dover trattare con del pesce che arriva da via e con dubbie rintracciabilità. È un settore che esporta parecchio all'estero, quello del pesce qui da noi, nel senso che io ho visto anche commesse che andavano in Asia, cioè partivano, per cui c'è veramente un indotto e un numero di posti di lavoro molto grosso. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, tra l'altro anche i 2 consiglieri regionali che in par condicio da destra a sinistra sono uniti per questa battaglia per salvare la pesca del Veneto. Per ora da Chioggia è tutto, ti restituisco sulla linea. Grazie al collega Filippo Fois e ai suoi ospiti. Naturalmente da Chioggia seguiremo anche prossimamente questa protesta e quelle che sono le istanze, le avete sentite, del mondo della pesca. Rimaniamo nel veneziano, andiamo a San Donà di Piave per l'inchiesta sugli abusi e le violenze in casa di riposo. La procura sta indagando su altre 5 morti sospette. Ci sarebbero altri 5 anziani deceduti nella casa di riposo, monumento ai caduti di San Donà di Piave, su cui la procura vuole vedere chiaro. Le segnalazioni sarebbero arrivate dai familiari dopo gli arresti dei 4 operatori sociosanitari per maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti del reparto Viola. Per questo il sostituto procuratore ha deciso di fare degli approfondimenti sulle cartelle cliniche di questi 5 anziani e verificare se ci possano essere dei collegamenti tra i maltrattamenti da parte degli OSS e il loro quadro clinico e soprattutto se ci siano ecchimosi o fratture segnalate in cartella e inspiegabili con la loro normale degenza. Mentre ci sarebbero un'altra decina di famiglie pronte a portare in procura i casi dei loro anziani. Intanto nei giorni scorsi i legali dei 4 OSS arrestati hanno depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del riesame che aveva respinto le richieste di scarcerazione. Per i giudici cautelari di Venezia i 4 non possono tornare in libertà perché una volta avuta l'occasione, si legge, potrebbero ricascarci e maltrattare gli anziani a loro affidati, facendosi assumere anche da privati o in nero. Nell'inchiesta anche Davide Barresi, arrestato a novembre 2022 dopo che le telecamere installate dai carabinieri l'hanno ripreso mentre stuprava 3 anziane. Cantieri edili invece e aziende metalmeccaniche controllati dai carabinieri per verificare sicurezza e repressione del lavoro nero. 4 datori di lavoro sono stati denunciati in provincia. Sanzioni per oltre 55.000 euro, 2 attività sospese, 4 imprenditori denunciati. È il bilancio dell'ultimo controllo del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Vicenza, nell'ambito dei controlli dei cantieri edili e nelle aziende metalmeccaniche della provincia iberica. Le ispezioni dei militari sono finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e della repressione dello sfruttamento del lavoro sommerso. Numerose le inadempienze riscontrate in alcune società nei comuni di Noventa Vicentina e Schio. Qui inoltre in una ditta metalmeccanica gli uomini dell'Arma hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero. I 4 datori di lavoro denunciati all'autorità giudiziaria dovranno rispondere delle violazioni delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro. E rimaniamo nel Vicentino perché è stata arrestata sempre dai carabinieri una coppia di Rosà per furti in abitazione nel Trevigiano e in particolare nel comune di Gaiarine. Dovranno scontare entrambi una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Complici non solo nella vita. Arrestata dai carabinieri una coppia di Rosà, un uomo di 61 anni e una donna di 42, per pregressi furti in abitazione. 2 anni e 4 mesi di reclusione, oltre che 700 euro di multa. Sentenza di condanna che arriva dal Tribunale di Treviso. La coppia infatti è colpevole di 2 furti in abitazione a Gaiarine nell'aprile del 2018. Stesso giorno, 2 case e diverse strategie di infrazione. La prima volta infatti la coppia si è introdotta dalla porta del garage, lasciata accidentalmente aperta dai proprietari dell'abitazione.
Nella seconda casa, invece, è forzata la finestra della cucina. La coppia viaggiava a bordo di un'utilitaria intestata a un prestanome. In entrambi i colpi, dopo aver messo a soqquadro diverse stanze degli appartamenti, sottratte borse, contanti per qualche centinaia di euro, documenti d'identità, telefoni cellulari, libretti di assegni e vari effetti personali. Dopo l'arresto da parte dei carabinieri, il 61enne sconterà la sua pena al carcere San Pio X di Vicenza. La compagna invece è destinata al carcere di Montorio. Rimaniamo a Bassano perché in queste ore in città c'era il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari per incontrare le associazioni di categoria, un altro passo in avanti per il Tribunale della Pedemontana. E questa legislatura sarà la legislatura capace di realizzare il progetto, ovviamente entro i tempi della legislatura. Parole chiare quelle del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari a margine dell'incontro a Bassano con le associazioni di categoria. Un faccia a faccia con il territorio e con il mondo delle imprese e del lavoro che ha confermato unione di intenti e determinazione. È un'opera importante che non riguarda solo il tema della giustizia, ma riguarda ovviamente anche il tema della nostra democrazia, della nostra sicurezza, ma soprattutto del nostro sviluppo. Quasi 70 sindaci che hanno detto sì, 3 province, la regione, anche il mondo del lavoro ha risposto in maniera chiara, compatta e positiva. Il percorso sta andando veramente bene, speriamo di giungere finalmente all'istituzione del Tribunale della Pedemontana. A breve verranno terminate le audizioni con gli altri soggetti interessati, quindi operatori e professionisti del settore. Poi la procedura normativa verrà accelerata il più possibile. Siamo già al lavoro sul testo, siamo già al lavoro sull'impegno poi normativo che coinvolgerà il governo, coinvolgerà il Parlamento, coinvolgerà non solo le forze di maggioranza ma a quanto pare anche molte forze di opposizione e questo è un bene. Il problema sollevato, quello relativo alla carenza di personale poi da inserire all'interno del Tribunale della Pedemontana, come verrà invece affrontato? Nel passato purtroppo la giustizia era stata vista come una voce di spesa e basta. E oggi invece noi la vogliamo intendere come una voce di investimento. L'istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta, è stato ribadito anche in questo incontro, non sottrarrà risorse umane e finanziarie agli altri tribunali attualmente in funzione, il tutto a beneficio del tessuto socio-economico del territorio. Andiamo adesso a Padova da Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende perché i comitati degli inquilini dell'Ater sono in presidio davanti a Palazzo Moroni per la mancata convocazione del tavolo da parte dell'ente e del comune. A te Chiara, buongiorno. Eccoti. Buongiorno da Padova, ci troviamo davanti al comune, alla sede di Palazzo Moroni, dove è in corso il presidio dei residenti delle case Ater. Con noi proprio una rappresentante dei residenti delle case Ater di via Pinelli, Sara Conti, e la rappresentante dello sportello sociale di via Baiardi, Daniela Ruffini. Ma allora chiediamo prima di tutto a Sara Conti, che in queste case ci vive, e che cosa accade, quali sono i vostri problemi? Allora, noi abbiamo grossissimi problemi di infiltrazioni d'acqua, di muffa diffusa, un impianto fognario non a norma, non correttamente funzionante, e nonostante tutte queste problematiche siano state denunciate attraverso una relazione tecnica di un ingegnere, l'Ater rifiuta di fare il cappotto che sanerebbe tutte queste problematiche e di rifare ovviamente l'impianto fognario. Oltre a questo abbiamo problemi anche per quanto riguarda la trasparenza delle spese condominiali. Abbiamo chiesto un consuntivo, noi non siamo mai riusciti ad avere il consuntivo delle spese effettuate durante l'anno per 20 anni. Quindi abbiamo fatto una raccolta firme e nonostante questo l'Ater continua a negarci una spiegazione per quanto riguarda le spese condominiali. Ecco, noi ci eravamo tra l'altro stati anche nei vostri stabili, sono parte del comune, parte dell'Ater. Gli stabili del comune hanno ottenuto i fondi delle ristrutturazioni. Esattamente, tutto il quartiere, via Candelli e via Pinelli, di proprietà del comune, rientrano nelle 850 alloggi di proprietà del comune che usufruiranno del superbonus, quindi faranno un cappotto. L'Ater invece, nonostante i nostri edifici siano identici,
e abbiano più problemi di quelli di proprietà del comune, rifiuta di fare il cappotto che sanerebbe queste problematiche di infiltrazioni d'acqua. Ecco, questa è una vicenda davvero che va avanti da parecchi mesi. Daniela Ruffini, voi avete incontrato anche il prefetto, l'avete sensibilizzato su questo tema? Assolutamente sì, il 1° aprile siamo stati ricevuti dal prefetto vicario e qualche giorno dopo la prefettura ha inviato una nota all'Ater per conoscenza al comune dove sostanzialmente approvava la nostra richiesta di convocazione di un tavolo. Questa è una vicenda davvero molto triste dal punto di vista delle istituzioni, perché l'Ater è un'istituzione pubblica e dovrebbe essere a servizio delle cittadine e dei cittadini, dovrebbe svolgere una funzione sociale, ma tutto questo a Padova non accade. Ci sono interi caseggiati abbandonati, ci sono impianti vetusti, ci sono spese condominiali che anche per questi motivi sono arrivate ad essere 5 volte più alte degli affitti. Non è possibile che non vengano date risposte alle cittadine e ai cittadini. Ecco, ovviamente sono in attesa di una convocazione dell'Ater per poter esporre queste problematiche. Ovviamente anche i nostri microfoni sono aperti all'Ater per poter replicare rispetto a queste esigenze. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Chiara, grazie a Cristiano Rocchi Allende e alle tue ospiti per questo collegamento. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo tra pochissimo con la testimonianza di Mary Zorz, l'avvocatessa di Oderzo, accoltellata nel suo studio da un cliente. A tra pochissimo. A scomodarsi. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3, ben ritrovati da studio. Saluto e ringrazio davvero per la disponibilità l'avvocato Mary Zorz che è qui con noi oggi, a 2 settimane esatte così avvocato da quello che le è successo. Buongiorno, no, non 2 settimane, meno. Perché è successo lunedì 24. Quindi davvero pochi giorni. Sì. La vediamo ancora con le conseguenze visibili insomma di quello che è capitato. Ne avrò ancora per un po', saranno altri 20 giorni di fasciature, poi ci sarà una, credo, lunga riabilitazione. Allora, l'avvocato Zorz è la professionista che appunto il 24 è stata accoltellata nel suo studio a Oderzo, siamo nel Trevigiano, da un cliente, Giuseppe Silvestrini, infermiere all'Oras di Mota, 53 anni, che poi si è tolto la vita nel casolare di famiglia a Mansuei, i cui funerali si sono celebrati pochi giorni fa. Avvocato, intanto la prima domanda che ci sentiamo di farle è: come sta? Non bene, non posso dire di stare bene perché a parte le ferite fisiche che comunque si sentono, il ricordo, la presenza della violenza che ho subito è quotidiana, costante, in ogni momento della giornata. Lo immaginiamo, lei ci aveva detto quando l'avevamo raggiunta al telefono che avrebbe iniziato anche un percorso in questo senso di aiuto, di sostegno, che credo che tutte le persone che subiscano un'esperienza traumatica, terribile come quella che ha subito lei, sia giusto che intraprendano. Stava dicendo mostruosa, la trovo mostruosa perché penso che le siano davvero balenate in testa tantissime cose in quel momento. Sa cosa mi è venuto in mente? L'ho detto ad alcuni amici, dopo, nell'elaborazione, mi è venuto in mente Cocciolone, credo si chiamasse, quel militare morto a Nassiriya, quando prima di morire sgozzato ha detto: adesso vi faccio vedere io come muore un italiano. No, era un altro questo. No. Quel militare adesso lo cerchiamo, non mi ricordo il cognome, Fabrizio, eccetera. Sì, ok. Ecco, Cocciolone era, noi che ci ricordiamo la guerra del Golfo, era uno dei 2 piloti caduti nel deserto iracheno. Quel militare lì mi viene spesso in mente perché mi aveva scioccata quell'esperienza. E posso dire di averla riprovata, perché alla fine quella doveva essere la mia morte. Lei pensava di morire in quel momento? Sì, sicuramente sì, quella era la morte che mi
però non morivo. Io dicevo ok, sto morendo, ma non morivo. E anche lì probabilmente è stato incapace di uccidere. Cosa si ricorda di quegli istanti, avvocato? Lei stava tranquilla, era una persona tranquilla, ci ha sempre detto, davanti, fino a qualche istante prima. Ma io ricorderò Giuseppe come quel Giuseppe che prima di quegli attimi, che non so quanto siano durati, perché obiettivamente non ho la cognizione del tempo trascorso. Io ricordo tutto fino a quel momento, ricordo che poi a un certo punto, quando gli ho detto ma allora che cosa ti è capitato sto weekend, lui mi ha detto lo sai benissimo e si è scagliato, è venuto al di là della scrivania. Io purtroppo ho il muro di qua, il muro dietro, e non sono riuscita a scappare dall'altra parte, ovviamente. Non so se sarei stata in grado di essere capace di intuire di dover scappare, ecco, però lì non lo so che cosa sia successo, perché il ricordo è stato abbastanza lucido fino a tutta la notte e poi ho dimenticato che cosa è successo. So che ho avuto 2 traumi cranici, quindi da qualche parte ho sbattuto, probabilmente o sul muro o sulla scrivania. Non so se lui fosse accucciato su di me, se fossi in piedi, io non riesco a ricordare, e so solo che mi ha colpito tante volte da tutte le parti, sul tronco, sulla schiena, sulla spalla, sul viso, e sul viso fortunatamente in maniera poco superficiale, tant'è che ad oggi le ferite stanno scomparendo. E chiaramente e poi io so di avergli detto ricordati che ho la bambina a casa, gliel'ho detto 2 volte e lui ha detto qualcosa, non ricordo cosa, so di averlo spinto, dopodiché non so come mi sono ritrovata in piedi, mi sono alzata e lì lui ha sferrato l'ultimo colpo che io accecata, perché io sono miope, ho una forte miopia, gli occhiali erano volati perché poi l'hanno ritrovati rotti per terra, e sono riuscita a bloccare con la mano questo offendente e la mano poi mi si è reciso il nervo ulnare, che purtroppo temo che non potrà essere, no, credo di no. E lei appunto ha detto io pensavo che sarei morta, oppure lei poi ha raccontato io ho voluto raggiungere il piano terra perché temevo di avere dovevo chiedere aiuto perché temevo di avere delle ferite che potessero essere mortali. Io sapevo di essere stata accoltellata tante volte, ricordavo in quel momento le ferite ovunque, sapevo di grondare sangue ma non sapevo da dove, la mano la vedevo ma non sapevo se perdevo sangue a organi vitali. E lì quando lui se n'è andato, quando io gli ho detto basta, dopo aver bloccato il coltello, lui mi ha guardato, ha ritratto il coltello e se n'è andato. Lì ho detto ok, cosa faccio adesso? Sono sicuramente ferita mortalmente, io l'idea era quella, e ho deciso di seguirlo per le scale, e io l'ho visto giù dalle scale che lui apriva e io sono scesa, ho detto qua se non scendo non mi trovano qua in ufficio, morirò qua. Quindi almeno giù in piazza qualcuno ci sarà. E così sono scesa, gli sono andata dietro, e quando io ho aperto la porta per uscire, per andare da Marino, che ringrazio ancora, e lì io l'ho visto girare l'angolo di Piazza Castello e andarsene. Comunque lì sì, dopo Marino ha controllato un po' e gli ho detto controlla se ho delle ferite. Che è il titolare dell'edicola, esatto. E lui carinamente si sotto shock anche lui, mi ha controllato, gli ho detto controlla la pancia, controlla la schiena, mi diceva Mary non vedo niente, ho detto vabbè, sono qua che parlo e quindi probabilmente qualcosa di non grave, forse riesco a farcela, ecco, poi ho aspettato l'ambulanza e lì mi hanno rasserenato. Esattamente, e lei si è scambiato un ultimo sguardo, ricordo che ci ha raccontato, con il suo cliente. Quando se n'è andato. Quando se n'è andato. Quando ha girato l'angolo di Piazza Castello, lui si è girato e mi ha guardato. Io ho guardato, tant'è che c'erano 2 passanti e mi ha detto, perché io urlavo, mi ha accoltellato, e mi ricordo questi 2 passanti sbalorditi, forse perché appunto avevo il viso insanguinato, mi hanno detto. E a un certo punto questi si fermano e mi hanno detto, ma è lui?
E gli ho detto sì, è lui. E lui si era girato verso di me e mi ha guardato. Probabilmente lì si è reso conto che non ero morta. Si è avuto la lucidità di capirlo. Certo, poi naturalmente il ricovero in ospedale per fortuna non è durato molto. Io non ho mai ringraziato, approfitto oggi di ringraziare veramente tanto di cuore tutto il personale dell'ospedale, il pronto soccorso, i medici, ma gli infermieri, gli OS, tutti, perché mi sono stati veramente tanto accanto, soprattutto umanamente. Ancora oggi quando vado alle visite trovo veramente tanta solidarietà e quindi approfitto e ringrazio. E noi ci uniamo naturalmente a questo ringraziamento perché penso sia importantissimo trovare persone che non solo preparate ma che accolgono anche umanamente. Noi in quei giorni abbiamo raccolto anche le testimonianze appunto dei suoi vicini di Rimpetà, i colleghi, anche lì a Oderzo, e anche lì c'è stato un moto grande di solidarietà. Io non ho visto nulla. Io non guardo TG, non leggo i giornali, ma immagino insomma che ci sia stata questo movimento, perché ho sentito proprio il calore delle persone che mi hanno scritto, che mi hanno raggiunto, e so che c'è stato tanto calore attorno a me e ringrazio chiaramente tutti anche per la vicinanza attuale. Certo, senta, lei ci aveva detto che Giuseppe aveva due personalità distinte in qualche modo, no? Altrettanti profili Facebook che noi poi siamo andati a vedere con due fotografie completamente diverse. Del profilo Facebook glielo dicevo. Io gli dicevo sempre, quando aveva questi momenti un po' bui, quando dicevo ma Giuseppe, ma perché così? Perché sei così negativo? Guarda, e avevo visto questi due profili e glielo dicevo. Ho detto guarda, io ti vorrei rivedere, perché c'era, nella maggior parte dei casi era il primo profilo, quello quando lui era in montagna con la sua amica, mi diceva che era la sua migliore amica, che era la persona più vicina a lui, che non conosco però, non so chi sia e magari un giorno avrò modo di bermi un caffè con lei e capire un po' di più. Ma gli dicevo sempre, mi piacerebbe rivederti alla fine di tutto questo, perché non c'era niente da risolvere, non c'era niente si è scritto tanto, ma non c'era una vicenda giudiziale, era solo una pratica amministrativa da risolvere ed era stata pure risolta, perché pochi giorni prima aveva firmato. Probabilmente i suoi mostri sono emersi, quei mostri di quel secondo profilo, il primo così gentile e così spensierato, il secondo così mostruoso. E quando glielo dicevo lui mi diceva, sai Mary, l'ho guardati quei profili ed è vero, io lì ero felice, io in quella montagna ero felice, io amo la montagna mi dà serenità. E vorrei tanto, mi diceva, alla fine di tutto questo comprarmi una casa in montagna. Mi diceva sempre che avrebbe voluto comprare, non mi ricordo in che paese, ma che lui lì avrebbe voluto andare poi a vivere, perché lì aveva provato la serenità. Lui era tutore legale di amministrativo di sostegno di due fratelli che hanno delle difficoltà. Sì. E forse magari mi viene da pensare, no, in questi scorci di normalità lui vedeva il tentativo di avere una vita normale di fronte a tanta magari difficoltà, normalità. Ma sa, lui alla fine mi aveva anche chiesto, Mary, quando chiuderemo tutta questa vicenda successione, puoi fare tu l'amministratore di sostegno? Cioè, quindi lui la lucidità, la capacità di capire i propri limiti ce l'aveva. Quindi ho detto, guarda Giuseppe, io non lo faccio l'amministratore di sostegno, ma vediamo di risolvere anche questa. Ho il collega di studio appunto che poteva fare lui, ma non era un problema, non è mai stato un problema, quello gli avevo tranquillizzato, provvederemo anche in questo. Ma quei mostri che sono usciti quel weekend erano probabilmente imprevedibili, non so, non mi capacito ancora, un giorno forse una risposta ce l'avrò. Lei gli aveva detto che avrebbe rimesso il mandato, no? Forse si è sentito ulteriormente solo? No, lui l'ha capito, nel senso che io durante la settimana avevo ricevuto un messaggio un po' provocatorio, perché lui ogni tanto provocava. E io gli avevo detto, guarda Giuseppe, allora lo provocava secondo me, così avevo capito, per cercare, per placare le sue paure, per sentirsi rispondere, e io lo avevo tranquillizzato. Allora lui mi ha detto, scusami, sai che sono così. Io ho detto, guarda, io ti scuso, però
sappi che se per caso dovesse ricapitare una cosa del genere, io dovrò rimettere il mandato, perché se tu scrivi una cosa così, significa che forse non hai tutta la fiducia in me. E lui mi ha detto va bene, tant'è che gli avevo detto se dovesse risuccedere, siccome non sei stupido e sai che lo fai per provocarmi, qualora dovesse risuccedere scrivi help all'inizio e poi io capisco e puoi andare a fare a scrivere qualsiasi cosa. Ma quel sabato non ha scritto questo, ma ha cominciato con i suoi soliti toni provocatori a cui io non ho più risposto né sabato né domenica. Solo lunedì gli ho detto va bene che lo ricevevo, ma lui sapeva che io rimettevo il mandato, tant'è che mi aveva anche scritto ti chiedo scusa se ti ho offesa, non era mia intenzione, però io non ho risposto. Certamente, quindi aveva capito che lo avrei lasciato. E appunto un po' questi mostri che lei dice che sicuramente c'erano già dentro di lui e un po' l'essersi sentito in qualche modo solo ancora di più, può essere, sono tutte ipotesi che noi possiamo fare adesso che... Giuseppe non confidava, Giuseppe non si confidava, Giuseppe ha parlato con poche persone, non confidava i suoi problemi, tant'è che per anni li ha tenuti dentro. Solo adesso, nell'ultimo periodo, era riuscito a parlarne. Purtroppo ne ha parlato con me. E forse il fatto di averne parlato con me, io mi sto facendo questa ragione, il fatto che avesse individuato in me la sua ancora di salvezza, il suo angelo mi chiamava lui, o la luce in fondo al tunnel, lì nel momento in cui finiva il rapporto probabilmente era già segnata la mia fine. E lui infatti purtroppo si è presentato in studio armato e ha fatto quello che ha fatto, fortunatamente non portandolo a compimento, sempre che la sua idea fosse davvero quella appunto di uccidere. Mi sto convincendo di sì. Io fino all'altro giorno ho pensato di no. Ho pensato che avrebbe potuto benissimo infliggermi colpi mortali, perché mi ha colpito qui, mi ha colpito alla schiena, mi ha colpito alla spalla. Ha tentato di sgozzarmi, ma alla fine ho sempre detto ma sarebbe stato in grado di uccidermi, era un uomo sopra di me, io ero lì, però alla fine forse la risposta è semplicemente che è stato incapace di uccidere, ma non che non lo volesse fare. Certamente, tra l'altro fa specie insomma un operatore sanitario anche, per cui... Un infermiere. Fa specie, no? Che si arrivi, una persona che ha sempre fatto di tutto, pensiamo, per curare gli altri, poi si arrivi a usare violenza. Capirò un giorno se aveva dato dei segni anche nell'attività, ma non penso, non lo so. Più che altro immaginiamo che qualche provvedimento sarebbe stato preso se fosse capitato, insomma noi ce lo aspettiamo. Senta Mary, lei non ha partecipato ai funerali di Giuseppe? No, ho voluto, ci sarei tanto voluta andare, nel senso che era giusto, sarebbe stato giusto anche per me vederlo lì, ma in realtà era il suo addio e quindi andava bene così, non ci dovevano essere giustamente clamori attorno a quel funerale, anche se mi risulta che ci siano comunque stati, perché comunque c'erano i giornali. Sì, dovremmo avere delle immagini, vediamo se la regia riesce a mandarle in onda, proprio dei funerali di mercoledì. Ecco qua il feretro che arriva alla chiesa di Mansuè. Naturalmente da parte, il paese si è stretto a lui forse... Forse troppo tardi. Forse troppo tardi. Forse troppo tardi. Io spero che questo possa essere, almeno questo, di aiuto per coloro che, per quelle comunità che hanno, e ce ne sono tantissime perché nel mio lavoro ne vedo tanti, comunità che hanno questi casi in cui magari muore il padre di famiglia lasciando dei figli con difficoltà, e che magari non sono neppure segnalati ai servizi sociali perché c'era un padre capace di accudire, ma realmente rimangono soli e ci sono persone che non sono propriamente in grado di reggere certe cose e finisce così. E potrebbe finire così, quindi veramente un appello. Io sono stata anche amministratrice comunale. E questi casi effettivamente c'erano, ma forse vengono un po', se c'è qualcun altro che ci pensa, se c'è un amministratore di sostegno, magari c'è un giudice tutelare, ma non basta, cioè, una volta forse c'era un sostegno maggiore, una rete di vicinato, c'era una chiesa che forse era più accentratrice nei paesi e che riusciva a far rete.
Oggi questo non c'è più e forse è proprio importante che si risvegli le coscienze di fronte a queste cose, perché è capitato a un avvocato, può capitare a un medico, ma può capitare a un vicino di casa con cui magari certe persone hanno dei continui litigi. Non possiamo lasciare che le cose, non possiamo far finta di niente. Questo credo che anche la Chiesa, anche i parroci dovrebbero cominciare a pensarci, non solo gli addetti al diritto, non solo i medici, ma anche la rete proprio sociale attorno alla Chiesa. Che davamo, diciamo, per ammissibile che si fosse disgregata nelle grandi città, ma sta succedendo anche nei piccoli centri. Beh, Basalghelle è veramente un piccolo centro. Non voglio dire che non ci fosse solidarietà, non conosco quanto la Chiesa, il Paese fosse vicino a questa realtà, però parlo in generale. Conosco altre situazioni nel mio lavoro e manca proprio la rete. Senta Mary, lei non è tornata ancora al lavoro? No. E fa delle previsioni di ritorno? No, non lo lì so. per lì ci aveva detto tornerò presto. Perché è il mio lavoro. Nel frattempo procede lo studio. Cioè, fortunatamente abbiamo uno studio organizzato che sta sopperendo, che sta affrontando le emergenze. Ho avuto solidarietà dagli avvocati di tutta Italia e ringrazio veramente perché si sono resi disponibili per le sostituzioni, per le cose, anche dai giudici stessi con alcuni rinvii, quindi ringrazio e mi prendo il mio tempo. Capirò quanto mi serve, intanto continuo col mio percorso psicologico e capiremo dove mi porterà. E intanto fa la mamma per un periodo, no? So che ha Sì. una bambina di 8 anni. Sì, la mia piccola, sì. A cui non è stato semplice, credo, spiegare un po' quello che è successo. La mamma è tornata a casa fasciata. Io ho avuto l'aiuto delle maestre, veramente tanto disponibili, delle mamme dei compagni di classe, c'è stata proprio una bolla attorno a lei. Ho avuto l'aiuto di una psicoterapeuta infantile che mi ha aiutato nel capire cosa dire alla bambina e quindi per il momento non fa domande. Le ho chiesto se hai domande da fare alla mamma, falle. Lei mi ha detto va bene una. E ho detto cosa? Com'è nato l'universo? E quindi ho detto ok. Fantastico, ha cambiato discorso, Sì. meglio così, Sì. meglio così. Sì. Anche perché la mamma è la mamma, insomma, no? E non è intoccabile per i bambini ed è giusto che sia così. Mary, noi la ringraziamo tanto. Io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità e veramente l'unico, se posso mandare un appello, l'unico appello che posso mandare, che possa essere utile questa esperienza, facciamo rete attorno alle persone sole, perché veramente nell'ultimo periodo sono sempre di più i casi di solitudine, gente che si porta dentro traumi, che non emergono se non quando sfociano in questi casi di violenza. Quindi un appello veramente a tutti nel proprio piccolo. Certamente. Mary, grazie davvero. Grazie a voi. È stato un piacere averla ospite e soprattutto trovarla, insomma, per quel che è possibile in forma. Oggi sono così, poi c'è i momenti bui. Ma a noi piace anche questo bel colore vivace con cui è venuta a trovarci. Noi facciamo il tifo per lei, naturalmente. Grazie. Allora, regia, una domanda. C'è la collega Marta Marangon, eccola qua che ci aspetta. Rimanga pure qui tranquilla, Mary, con me, mentre mandiamo il collegamento. Grazie Marta per la pazienza. La vediamo da Porta San Tommaso perché oggi è l'ultimo sabato elettorale a Treviso. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Treviso, Porta San Tommaso, dove ora ne è rimasto uno solo, ma fino a pochi minuti fa c'erano svariati gazebi impegnati nel volantinaggio per gli ultimi giorni di campagna elettorale, ultimo fine settimana, questo a Treviso, contrassegnato dalla presenza di big dei vari partiti a sostegno dei candidati sindaco. Ieri è stata la volta di Carlo Calenda a sostegno di Nicolò Rocco, Azione, Italia Viva, Futura. Oggi in città è arrivato il ministro all'economia e finanza Giancarlo Giorgetti per sostenere il sindaco uscente
Mario Conte. L'incontro si è svolto al Museo di Santa Caterina di fronte ad una platea di militanti della Lega, ma anche diversi imprenditori che hanno posto delle domande al Ministro. Ecco, uno dei temi che sono stati maggiormente al centro dell'attenzione è stato quello del PNRR, con la preoccupazione anche da parte degli amministratori che non si riescano ad intercettare tutti i fondi che potrebbero arrivare, non tanto per Treviso quanto per i comuni, diciamo, meno virtuosi, che quindi con le loro azioni non sono riusciti a portare a termine, ad espletare tutta quella parte, diciamo, burocratica di lavoro che consente l'accesso ai fondi, e il loro ritardo si teme possa in qualche modo condizionare anche l'arrivo dei fondi ai comuni virtuosi. Su questo tema quindi sentiamo l'intervista al Ministro Giorgetti. Bisogna cominciare a mettere in chiaro una cosa: i fondi arriveranno se vengono rispettati i tempi, nel senso che il PNR è stato costruito con delle tempistiche, il raggiungimento di determinati obiettivi in tempi prestabiliti. Quindi l'erogazione delle rate da parte dell'Europa allo Stato italiano e quindi di converso ai soggetti attuatori, tra cui i comuni, avvengono se questi obiettivi di tempi vengono rispettati. Abbiamo avuto il post-Covid, la guerra in Ucraina, questo ha complicato oggettivamente diciamo, la partenza di determinate infrastrutture, e per questo motivo che noi stiamo cercando pazientemente di argomentare con la Commissione europea rispetto a questi tipi di difficoltà oggettive, non soggettive. Quindi siamo confidenti rispetto all'erogazione delle rate e siamo anche, diciamo così, impegnati a dare delle priorità rispetto ai progetti che sono stati presentati. Chi rispetta i tempi, i fondi sono stati promessi e rientrano ampiamente nelle procedure e quindi li avranno. Certo, il problema di quei soggetti attuatori che per diversi ordini di ragioni non riescono in qualche modo a mettere a terra i progetti è un qualche cosa che richiede un intervento supplementare di sforzo magari da parte dello Stato e appunto anche la disponibilità, a mio giudizio, della Commissione europea a valutare oggettivamente quelle che sono state le difficoltà proprio di partenza di questo piano. Con il nuovo rialzo dei tassi c'è grandissima preoccupazione nelle famiglie e nelle imprese che hanno mutui in modo particolare. Il tema il governo lo comprende, perché anche il governo stesso è chiamato a pagare più interessi sul debito pubblico. Noi abbiamo sollevato più volte anche nelle sedi competenti il tema del fatto che a nostro giudizio l'inflazione si deve combattere non semplicemente aumentando continuamente i tassi di interesse. La Banca Centrale Europea è autonoma, totalmente autonoma, libera nelle sue scelte, però noi in qualche modo ci dobbiamo e siamo preoccupati di quelle che sono le conseguenze sulle famiglie e anche sull'economia reale, perché poi la limitazione del credito alle imprese è un tema che ovviamente ci preoccupa. Queste dunque le parole del Ministro Giorgetti, che non è l'unico big arrivato oggi in città. C'è stata anche la senatrice Maria Stella Gelmini a sostegno del candidato Nicolò Rocco. L'incontro è terminato poco fa. Sentiamo quindi le sue parole, anche queste appunto concentrate proprio sulla questione del nodo PNRR, e con l'intervista restituisco la linea allo studio. Noi pensiamo che il PNRR sia una grande opportunità e, come diceva giustamente Nicolò, non è il piano di questo o quel governo, ma è il piano del Paese. Quindi come azione, come Italia Viva, Terzo Polo, noi continuiamo insieme a lavorare dai banchi dell'opposizione per dare il nostro contributo. Lo abbiamo fatto con Carlo Calenda, strappando al Ministro Fitto l'impegno ad utilizzare una parte delle risorse del REPower per Industria 4.0. Noi pensiamo che solo rilanciando, sostenendo le imprese, abbassando le tasse, abbassando il costo del lavoro sia possibile creare competitività, occupazione e benessere per i nostri cittadini. E quindi siamo un'opposizione un po' diversa dalle altre, perché non facciamo polemiche, non votiamo contro per partito preso, ma
entriamo nel merito dei provvedimenti e sicuramente il PNRR è una grande sfida per l'Italia. Il nostro contributo come azione viene anche dai banchi dell'opposizione. Noi pensiamo che l'Italia su questo si gioca una fetta importante della sua credibilità, oltre che risorse, investimenti senz'altro, ma anche riforme, e quindi sfidiamo il governo su questa base, sulla base di un impegno che tutti abbiamo preso con i cittadini di fare i loro interessi, e quindi l'interesse dell'Italia oggi è recuperare la terza tranche di finanziamenti del PNRR e soprattutto fare le riforme. Continuare a rinviare la legge sulla concorrenza piuttosto che altre riforme richieste dall'Europa ma indispensabili per la competitività, per lo sviluppo del Paese, sarebbe un errore. Quindi noi ci siamo con questo atteggiamento non ideologico, molto pragmatico dalla parte di chi vuole fare e non dare fiato alle polemiche. Così dunque Maria Stella Gelmini, abbiamo sentito poco fa il ministro Giorgetti, grazie a Marta Marangone e a Simone Merlo per il collegamento. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo parlando proprio della campagna elettorale di Treviso con gli ospiti di oggi, quindi rimanete con noi, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio in diretta per questa seconda parte della nostra trasmissione di oggi, della nostra prima edizione. Siamo alla politica cittadina trevigiana nella fattispecie, perché ormai manca solo una settimana alle urne, però prima vi chiederei alla regia di mostrarvi il re Carlo III già incoronato, che sta terminando le ultime fasi di questa cerimonia imponente che sicuramente sarà seguita in tutto il mondo, già con tutto quello che rappresenta naturalmente il monarca con sé, quindi abbiamo visto la corona, lo scettro, e poi non mi inoltro nelle terminologie specifiche, ma sicuramente una cerimonia questa che ha comunque la sua suggestione in questa giornata londinese, e che era attesa da diversi mesi, perché si era via via slittata, rimbalzata la data, e poi insomma, visto che sono parecchi mesi che è mancata la regina Elisabetta, ecco qui l'incoronazione di quello che è il più anziano dei re e dei monarchi britannici, e che ha atteso 70 anni Carlo prima di essere incoronato, per cui insomma di sicuro un passaggio storico per la monarchia. Saluto e ringrazio, eccoli qua, Stefano Dall'Agata, candidato di Europa Verde Verdi, buongiorno, ben ritrovato. Giuseppe Bisetto del Popolo della Famiglia invece, buongiorno. E dovrebbe essere collegato via Skype, eccolo qua, Raffaele Baratto di Coraggio Italia, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, ultimo fine settimana di fatto di campagna elettorale. Oggi abbiamo fatto da poco un collegamento con la collega Marta Marangone da Treviso, perché c'erano i gazebo al mercato come sempre necessariamente, e poi anche una discreta sfilata di big in questi ultimi giorni. Ieri c'era Carlo Calenda qui a Treviso, il ministro Urso, oggi Maria Stella Gelmini per il Terzo Polo, abbiamo visto il ministro Giorgetti della Lega questa mattina a Santa Caterina. Domani sarà la volta di Elly Schlein invece a sostegno di Giorgio De Nardi. Allora, intanto un primo giro di valutazione di come sono queste ultime battute di campagna elettorale. Dall'Agata, che ne dice? Le è piaciuta questa campagna elettorale? Le sta piacendo? Ma ne ho fatte parecchie, più o meno si assomigliano tutte, non è che cambi molto. Diciamo questa volta c'è un candidato sindaco che, pur con un percorso culturale magari diverso dal mio, alcune sensibilità, soprattutto sui temi ambientali ma anche sui temi sociali, le mostra proprio da chitto. Non è un politico di professione e si vede, secondo me gli si può perdonare qualche eventuale gaffe, perché io preferisco una persona sincera che magari non è particolarmente accorda e non dice le cose completamente misurate, che una persona meno sincera che magari dice le cose tutte precise, stando attento a non scontentare nessuno, ma in realtà poi pensa ad altro. Bisetto, invece, voi Popolo della Famiglia sostenete il vostro candidato Luigino Rancan, che ha già un passato amministrativo, lo sappiamo, a Mansuè, e come sta andando? Ma la campagna elettorale è un po' smortina secondo me, perché tanto troppo poco tempo.
da quando si è voluto fare la nuova legge giustamente sull'elezione diretta del sindaco, i tempi sono proprio misurati, non si riesce ad avvicinare le persone, ad incontrarsi, anzi grazie a voi forse si riesce ad entrare nelle case e a capire, ma poi affrontare tutti i temi amministrativi, da quello che poteva essere dalla viabilità alle costruzioni, all'edilizia, alla sanità, all'assistenza, non è possibile, non c'è il tempo, non c'è il modo neanche di esplicare interamente. Comunque, e perché secondo lei rispetto al passato c'era più modo una volta? C'era più modo e c'era più tempo. C'era più modo, c'era più tempo, le liste erano preparate prima, non c'era bisogno di raccogliere le firme, quindi non c'era questi inghippi burocratici. Forse adesso è anche meglio perché così la gente già prima si orienta o capisce o viene più... però non c'è la disponibilità temporale proprio per fare veramente una campagna elettorale dovuta, seria su tutti i temi e anche confrontarsi sui temi. Ecco, ognuno dovrebbe andare a leggersi i programmi, ma chi legge i programmi che sono decine e decine di fogli per ogni gruppo, per ogni lista, per ogni candidato, eccetera. Quindi la cosa è molto, molto difficile e complicata. Si va ancora a fare slogan per poter essere in qualche modo presenti. Tra l'altro, tra quelli che non sanno che si va a votare, tra chi magari arriverà a decidere di fronte alla scheda, non sanno votare perché in Italia ci sono 5 tipi di elezioni, 5 modi diversi di votare. E quindi questo non agevola. Allora, Raffaele Baratto, Coraggio Italia invece è in lista con Forza Italia a sostegno di Mario Conte. E dal suo punto di vista com'è questa campagna elettorale? Lei che insomma è un decano delle campagne elettorali, ha fatto anche il sindaco oltre che il parlamentare, è una campagna interessante oppure no? Ma io credo che tutte le campagne elettorali siano interessanti e importanti perché è il momento più alto della democrazia, dove si va a trovare i cittadini, dove si va a esprimere il proprio pensiero, il proprio programma. Credo che sia davvero un momento importante e questa, come tutte le altre, credo davvero sia una campagna elettorale. Ogni volta possiamo trovare il motivo positivo o meno negativo, ma credo che sia davvero la campagna elettorale è il momento più bello, dove si va a trovare i cittadini, dove si va a spiegare le proprie idee, le proprie opinioni e si vanno a sentire anche magari le proprie diversità di qualcuno che magari è contrario a quello che magari tu oggi appoggi, come in questo caso noi che appoggiamo Mario Conte come sindaco, che secondo noi ha lavorato bene sul programma che aveva previsto nella scorsa campagna elettorale, ma sicuramente ci sono ancora cose da fare. Io credo che comunque anche in questa campagna elettorale e come altre campagne elettorali si possa davvero esprimere delle cose importanti. L'importante è quello che si dice, si promette di portarlo a termine, altrimenti come altre volte si porta la sfiducia ai cittadini nella politica. Io credo che importante sia sensibilizzare la gente, i cittadini, andare a votare, perché questo oggi è il problema. Magari sappiamo che sabato e domenica prossima c'è la festa degli alpini, che è una cosa molto importante, e non si sa che ci sono le votazioni. Questo è importante, sensibilizzare la gente, andare a votare, far capire che è il momento più importante della democrazia. Questo credo sia davvero importante. Credo che da parte di tutti, voi nei vostri reti lo state facendo molto forte, dicendo che la prossima domenica e lunedì si va a votare, ma credo che sia importante da parte di tutti sensibilizzare la gente, altrimenti ci troveremo con percentuali molto basse e sicuramente non è questo che chi vuole andare a amministrare, va a amministrare e vuole portare a termine. Questo credo sia importante.
Certo, ecco, ricominciamo il giro da Bisetto. Com'è per le forze politiche, i gruppi politici più piccolini gestire questa campagna? Nel senso, si riesce a ritagliarsi spazi sufficientemente? È più difficile per le realtà meno conosciute anche a livello nazionale? Poi tra l'altro voi avrete Adinolfi settimana prossima qui, a proposito di Big. Sì, arriva anche Adinolfi. Ecco, è molto difficile, è chiaro, per i piccoli partiti, poi noi siamo qui proprio per testimoniare un fatto molto importante che non ci si pensa mai, che la città non è fatta di case, di strade, di giardini, di attrezzature sportive, per amor di Dio, tutto giusto, interessante e utile, ma prima di tutto è fatta da uomini, da donne, da persone, da bambini, da anziani. Questi fanno la città. La famiglia come nucleo sia monocellulare che famiglia grande è la base della nostra società ed è importante essere presenti. È chiaro che non siamo in democrazia da quando si è voluto cambiare e riformare le elezioni, anche quelle nazionali. Non siamo in democrazia perché in democrazia uno sceglie il candidato, sceglie chi votare. Questo non avviene, siamo in partitocrazia. I partiti scelgono e sono presenti. È chiaro quindi che le piccole realtà, penso un tempo quello che poteva essere il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il PDU e tanti altri partiti non sarebbero mai potuti esistere con questa nuova riforma. È vero che la governabilità è più salvaguardata, ma è anche vero che non c'è democrazia, perché chi non raggiunge un certo livello, il 2, 3, 4, 5%, anzi anche qualche volta se è in minoranza il 7-8%, non è presente e quindi non è un presente una parte di questo tipo di realtà con cui la città è fatta. Dall'Agata cosa ne pensa? Allora, tanto concordo con Bisetto sulla questione della rappresentanza che non è garantita da alcuni sistemi elettorali che con una logica maggioritaria propendono a dare potere alle segreterie di partito togliendolo poi di fatto ai cittadini. Sulla capacità delle forze piccole qua dipende dalle gambe che hanno, dalle persone, perché è vero le città sono fatte di persone, anche i partiti sono fatti di persone. Noi siamo una forza in ricostituzione perché siamo gli eredi dei Verdi, però c'era qualche anno fa pochi iscritti in Veneto, adesso cominciamo ad avere un discreto numero di iscritti anche in città di Treviso, nella provincia, iscritti, persone che pensano, lavorano, guardano i problemi della città in base alle loro storie, in base alle loro sensibilità e dicono vogliamo più alberi come noi e non come arredo urbano, ma perché c'è un valore in una città alberata, c'è un valore antropico anche di ricaduta sulle temperature che sono più calme, su tante cose, sull'assorbimento del PM10. Vogliamo una città con meno traffico, vogliamo una città dove magari il numero dei voli dell'aeroporto sia limitato e non si vada a seguire logiche che sono quelle dell'interesse di Save e poi del suo presidente Marchi, quando c'è una pista che è sottodimensionata e pensiamo che ad esempio sulla questione del sistema aeroportuale veneto possa essere trovata una soluzione che porti ad avere un numero ridotto di voli a Treviso rispetto agli attuali, pensando ad esempio che c'è un aeroporto, quello di Ronchi dei Legionari, che ha un collegamento ferroviario che Treviso e Venezia ancora non hanno e che è sottoutilizzato. Cioè, superando i campanilismi regionali, io credo che Friuli Venezia Giulia e Veneto possano trovare un'ipotesi win-win in cui vincono tutti, in cui la città di Treviso e il comune di Quinto hanno meno impatto, sia di rumore che di inquinamento, e un aeroporto che è sottoutilizzato possa anche vedere una situazione di bilancio che sia congrua rispetto anche ai investimenti fatti dalla stessa Regione Friuli. Ecco, tra poco andiamo a vedere anche le immagini del sit-in che avete fatto l'altro giorno in aeroporto. Concludiamo il giro con Raffaele Baratto. Si fa fatica a farsi spazio, Baratto, come realtà, tra virgolette, minori? Questo sicuramente, però credo che le elezioni amministrative siano un momento anche alto scusa se mi ripeto, della democrazia, perché comunque vengono votate le persone e chi si candida, diversamente dalle elezioni politiche che magari vengono decisi i candidati, qui diversamente chi si candida deve portare a casa le proprie preferenze, per cui credo
che questo modo di votare, chiaro che dopo c'è uno sbarramento, ma credo, io guardi, sono sempre stato anche favorevole a un limite, perché credo che questo sia importante. Parlo anche da un partito e da un gruppo che è stato estromesso per quanto riguarda dal Parlamento, per quanto riguarda il discorso dello sbarramento. Però, ripeto, le elezioni amministrative, credo che per quanto riguarda, mi sembra che prima della democrazia, questo sia davvero un momento che sia assolutamente alto, anche perché chi si mette in gioco come la propria persona e mette la propria faccia e viene eletto per quanto ogni candidato che si mette in lista. Per cui credo che queste, soprattutto, anzi, credo che se anche a livello politico, quando si legge il Parlamento, fossero messe le preferenze, credo che il territorio sarebbe assolutamente rappresentato in maniera più democratica. Ecco, Dall'Agata ha messo sul tavolo il tema dell'aeroporto. Intanto chiederei alla regia di farci vedere proprio il sit-in che si è svolto nelle scorse ore. Baratto, qual è il vostro approccio rispetto all'aeroporto? Poi abbiamo visto il master plan di quello di Tessera, del Marco Polo, che prevede uno sviluppo significativo e invece per Treviso pare ci si fermi sostanzialmente ai numeri che sono stati decisi ad oggi. Ma io sono convinto di una cosa, che bisogna guardare avanti. Se noi portiamo gente, portiamo le infrastrutture nei nostri territori, creiamo posti di lavoro e possiamo portare avanti le nostre aziende, la nostra economia, il turismo e tutto, altrimenti ci fermeremo. Chiaro che bisogna guardare assolutamente l'economia, le imprese e l'ambiente. Questo sicuramente bisogna essere attenti su questo, perché l'ambiente credo sia soprattutto oggi una cosa assolutamente fondamentale. Però non bisogna dimenticare che bisogna portare avanti le imprese e bisogna portare avanti il turismo. Oggi noi abbiamo delle opportunità molto importanti, credo sia assolutamente importante affrontarle in maniera omogenea, guardando a 360 gradi, però sicuramente non bisogna fermarsi. Bisetto, cosa ne pensa dell'aeroporto? Intanto appunto vedevamo il sit-in che voi Verdi avete proprio inscenato l'altro giorno per affermare quello che diceva poco fa, insomma. Cosa dice Bisetto? A uno che abita a San Giuseppe non può... abbiamo trovato quello giusto. Non può avere una valutazione positiva. Vorrei anche sapere quanti voli, quanti aerei, se è vero il dato dei 21.000 all'anno, dovrebbero essere 19.000, invece hanno superato i 21.000 l'anno scorso, se è vero questo dato oppure no. Però è anche altrettanto vero che tutte le città in Italia vorrebbero avere un aeroporto, quindi questo è quello il problema. Però ecco, quello di moderare la presenza dei voli, ecco, secondo me ha un senso fondamentale, perché ricordo durante la pandemia, quando si usciva per San Giuseppe, si andava in giro magari con il cane, si sentiva gli odori, i profumi dei fiori, dell'erba. Adesso non si sente più niente, perché ci sono i fumi degli aerei, dei 21.000 aerei che scendono o salgono. Quindi c'è un grossissimo problema su cui evidentemente bisogna pensare, ma c'è anche da pensare a una ristrutturazione. È stato ristrutturato la hall dell'aeroporto, ma bisognerebbe anche pensare al vicino, all'altro aeroporto di Canizzano, quello militare. Che senso ha quell'aeroporto lì, fermo lì? Non è pensabile poter allargare in modo che ci possa essere uno spettro più ampio, ecco. E poi questa domanda, che senso ha l'aeroporto, credo che dobbiamo chiedere agli amici di Quinto, perché scendono e salgono soprattutto dalla parte di Quinto, dove evidentemente il disturbo è enorme. Ecco, se vogliamo dire qualcos'altro su questo sit-in, Stefano. Noi abbiamo scelto, vista anche una dichiarazione del candidato sindaco Giorgio Denardi, che non era un ni, era una dichiarazione che evidenziava i problemi, come li ha evidenziati anche
Visetto adesso, di portare avanti quella che è la nostra posizione, è chiaramente una posizione più forte sul dire torniamo a quei 16.300 voli che erano previsti e che cambia il governo, cambia il ministro e le valutazioni tecniche cambiano, non ha senso. Se una valutazione tecnica di un certo tipo diceva 16.300 e la città intorno, i centri urbani aumentano, tenuto conto che c'è anche un parco del Sile, ci pare assurdo che il numero di voli possa crescere, anzi dovrebbe essere che quello che è la sorta di equilibrio che tecnicamente si trova sia inferiore. Ecco, questa è una cosa che noi non tolleriamo e abbiamo scelto di rimarcarlo con una presenza fisica. Chiaramente una presenza fisica di militanza, non di cittadini, però quello che contava era mostrare che c'eravamo, che su questa questione noi, se saremo eletti, porteremo avanti. Se ci sarà la nostra presenza in Consiglio Comunale, la porteremo avanti. Se dovesse andare a ballottaggio, dovessimo vincere, avessimo anche un assessore, saremmo ancora più forti per portare avanti le ragioni dell'ambiente. Senta, tra l'altro lei prima faceva un accenno anche al tema della pedonalizzazione, che poi non è tanto slegato da quello dell'aeroporto, nel senso noi vediamo arrivare sempre più turisti in città e se davvero la città si vuole spingere verso questa vocazione turistica che pare ormai essere propria di tutte le città, perché diciamocelo, il turismo di massa è ricominciato e anzi più consistente di prima, bisogna offrire anche una città in cui ci si possa muovere e camminare, no? Perché la gente ormai anche a livello europeo e mondiale è abituata a centri storici abbastanza liberi. Approfitto per far vedere, se la regia mi dà una mano, sul sito di Oggi Treviso la foto che c'è di questa installazione che c'è in Piazza Duomo, eccola qua, la vedete in queste ore, con 1300 piante che nell'ambito del Festival Biblico sono state posizionate anche un po' per mostrare come sarebbe completamente differente una piazza lasciata, diciamo, alla natura in questo caso. Gli stalli utilizzati dalle macchine in questo momento sono ricoperti da queste 1300 piante che danno anche un pochino l'idea della pedonalizzazione. Cosa ne pensa da questo punto di vista? Allora, noi pensiamo che la pedonalizzazione vada insieme al trasporto pubblico, cioè l'idea di portare macchine vicino al centro, eccetera, invece che in centro sposta di poco. Invece potenziare il trasporto pubblico, e qua non dipende solo dal Comune, dipende anche da scelte nazionali che associazioni come Lega Ambiente chiedono da tempo, dipende anche dalla Regione che invece di buttare via soldi per la pedemontana, che andremo a pagarli magari con la sanità, avrebbe dovuto fare conti diversi. Noi proponiamo, senza andare al tram come Venezia, Mestre o Padova, che si possa ripristinare il filobus a Treviso, qualche linea, va benissimo anche gli autobus elettrici recentemente fatti. Io credo che le due cose possano coesistere. Tra l'altro sia la bicicletta, la ciclopolitana, cioè piste ciclabili, cioè consentire la mobilità di tipo diverso favorisce anche il tessuto economico, commerciale della città. Se la città torna a essere anzi il centro commerciale che era una volta, senza andare a distruggere nuovo terreno per fare altri centri commerciali che ormai sono all'effetto cannibalismo fra di loro, perché ne vediamo di mezzi vuoti, pensiamo solo a Roncade qua vicino, oppure che quello è proprio quasi completamente vuoto, ma ce ne sono altri che sono chiaramente in sofferenza, hanno molte vetrate con quelle belle fotografie di Treviso o di qualcos'altro che indicano che c'è un negozio lì che non riesce a essere affittato perché siamo a un surplus. C'è una logica di metri quadrati di rete commerciale per abitante e in Veneto purtroppo la Regione ha concesso di tutto e di più e questo non va bene. Baratto, cosa ne pensa di pedonalizzazione? No, io credo che la pedonalizzazione in una città sia assolutamente importante. Condivido il ragionamento dei mezzi pubblici che bisognerà rafforzarli, un comune però non può essere lui solo, deve avere sicuramente gli aiuti a livello nazionale, ma credo che il comune di Treviso su questo ha sempre investito e credo lo investirà anche nel futuro. Mi trovo meno d'accordo sul ragionamento che sono stati buttati via i soldi per la pedemontana, perché quell'arteria là credo sia assolutamente fondamentale per chi lavora, per le aziende, per il turismo e per tutti, e per avere una visione del Veneto e soprattutto di questa area nostra che è assolutamente molto importante per un'economia non solo veneta, ma a livello nazionale. Io mi trovo tra l'altro in un territorio
che sta soffrendo per quanto riguarda la viabilità. La Pedemontana sicuramente ci sta dando un aiuto, infatti più di qualche volta in queste trasmissioni, e vi ringrazio per invitarmi, ho davvero anche per la questione del ponte di Vidor, perché per quanto riguarda la viabilità sappiamo quanto è importante per il collegamento est-ovest, per cui credo che sia una pura follia umana quando si parla che la Pedemontana siano stati buttati via di soldi, anzi sicuramente oggi non costa poco, ok? Ma io credo che sia assolutamente importante che quella arteria, quella strada, quell'infrastruttura sia stata fatta, e credo che, speriamo magari che quando viene più frequentata diminuiscano i costi. Io credo che questo sia assolutamente importante e credo che la viabilità sia fondamentale per tutto, per quanto riguarda sia l'ambiente, per le aziende e soprattutto per il turismo. Dall'Agata, replica veloce che poi diamo la parola a Bisetto. Veloce, io non ho detto che non andava fatta. Si parla da sempre di Pedemontana alternativa. Poteva essere fatta come strada statale spendendo 300 miliardi, cioè 300 milioni di euro dello Stato, se lo Stato ne ha messi ancora di più, e oltretutto col project finance arrivano a cifre folli, e quello significa per me buttarli via, perché c'è un debito che la regione dovrà pagare. L'importante è che sia stata fatta, perché ne abbiamo parlati per 50 anni, e chi aveva un'azienda costava più il trasporto che il prodotto che produceva, cioè solo noi riusciamo a fare queste cose qua, io credo questo. Bisetto, che dice? Tutto si poteva fare. Beh, che doveva essere fatta forse sì, che sia però in questo momento la più cara d'Italia e quindi la più cara del mondo, questo è altrettanto vero, ecco, e per le famiglie è un grosso problema. Su quello che riguarda invece il problema della viabilità, non dimentichiamo una cosa ormai fondamentale, parliamo di impatto ambientale, di smog, eccetera, ma stiamo andando verso ormai l'elettrificazione, scusate, non solo delle biciclette, delle macchine, eccetera. Quindi andare a chiudere parte della città nel momento in cui invece c'è una viabilità che può essere posta sotto attenzione come più corretta, perché appunto crea meno inquinamento, meno smog, su questo secondo me si dovrebbe puntare a fare in modo che ci sia una viabilità molto diversa, e quindi anche poi la pedonabilità evidentemente può essere diversa, ma dobbiamo favorire questo modo di muoversi. Andare a chiudere come si è fatto la città, oppure non so, prendere Viale Felicent e fare la pista ciclabile, non ci va nessuno, dopo 15 anni che è lì non ci va nessuno, oppure adesso si è distrutto Viale Europa per fare addirittura 2 piste ciclabili, 2 piste chi ci va? Neanche gli studenti delle scuole lì adiacenti. Ecco, prima di fare queste scelte cerchiamo di essere lungimiranti e di far sì che ci sia un impatto ambientale diverso con le macchine elettriche, persino i monopattini sono elettrici. Cioè, creiamo un altro modo di essere presenti e di far sì. Secondo me dovremmo essere lungimiranti in questo senso, non perché non sia più vivibile la città se data ai pedoni. Questo può anche essere, ma non dimentichiamo che la nostra città è una città di morti. È una città di morti, non di vita. È una città di banche, una città di uffici, spopolata, una città dice. di sportelli. A cosa serve una città così? Vabbè, servirà il sabato e la domenica per fare la passeggiata. Vabbè, uno si accontenta di vivere così una città. Per noi questo non ha senso, non ha significato. A proposito di problemi delle famiglie, c'è l'inflazione sui beni di prima necessità, di cui ieri ha parlato da Treviso anche il sottosegretario del Mimit Bitonci, il padovano Bitonci, che ha annunciato la prossima settimana un tavolo tra ministeri. Sentiamolo e poi magari facciamo un giro anche su questo tema che è prioritario purtroppo per la gente in questo momento.
I dati provenienti dalla Camera di Commercio permettono di fare un'analisi della situazione del prezzo dei beni di consumo. Questi segnalano come i tassi di inflazione sui beni di consumo primari come pasta, uova e pane abbiano raggiunto il 17%. Necessario per questo un intervento deciso da parte del governo. Il sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy questa mattina alla Camera di Commercio di Treviso ha reso noto che a breve sarà convocato un tavolo urgente per discutere sul tema e trovare in breve tempo una soluzione. Abbiamo convocato con urgenza il tavolo del garante prezzi, che ha dei poteri speciali, nel senso che convoca e dopo dà anche delle indicazioni al governo su quelle che possono essere le politiche da mettere in atto per aiutare le famiglie in un momento di fiammata, chiamiamola fiammata inflazionistica sui beni alimentari. E allora qual è la misura che io voglio proporre ai ministri e al governo? Bisogna lavorare sull'IVA, cioè deve essere azzerata l'IVA sui beni alimentari di prima necessità, che non vuol dire tutto il carrello della spesa, ma quelli di prima necessità che hanno subito questo importante aumento. E sul decreto lavoro approvato lo scorso 1° maggio, i sindacati annunciano mobilitazioni, ma il sottosegretario Bitonci sostiene la manovra. È un decreto che però ha dei risvolti, direi, estremamente importanti, perché se il governo nel momento in cui mette tutte le risorse del DEF, cioè questo 1% delle previsioni di scostamento sul prodotto interno lordo, che vengono utilizzati circa 3,5 miliardi, quasi 4, vengono utilizzati tutti per il cuneo contributivo. Io penso che sia una scelta importante, puntarsi sui contratti a tempo determinato, le causali, che tra l'altro insomma nello stesso decreto si incentiva invece l'assunzione a tempo indeterminato con degli importanti sgravi fiscali, che quindi le aziende sceglieranno quello per i giovani. Io penso che sia un errore. Ecco, Baratto, ha sentito Bitonci, il problema inflazione, e poi ci sono purtroppo molti cittadini che bussano alle porte dei comuni in difficoltà. Ci sente? Forse non ci sente più. No. Raffaele, allora, dicevo, il problema inflazione che tocca a tutti, tocca alle famiglie, l'abbiamo sentito, e poi sono sempre di più purtroppo i nuclei che bussano alle porte dei servizi sociali dei comuni. Certo, questo oggi è un problema davvero importante. Credo che anche questo aumento di tassi di interessi che sta facendo la Banca Europea bisognerebbe stare un attimo più attenti, anche perché il momento non è proprio così roseo. Anche io vedo certe aziende che hanno qualche problema oggi, per cui bisogna iniziare a guardare anche a questo, a dare un aiuto importante alle famiglie, ma soprattutto anche alle imprese, perché quel momento di crescita che è stata molto forte, che è stato il dopo Covid, oggi sta rallentando. Ci sono settori che davvero stanno rallentando in maniera molto forte. Allora bisogna tanta attenzione. Per cui se la proposta che sentivo fare dal sottosegretario Bitonci andasse avanti sull'azzeramento dell'IVA su certi prodotti, ben venga. Però se questa magari non trova un accordo a 360 gradi, qualcosa sicuramente bisogna intervenire, perché le famiglie ne hanno assolutamente bisogno, anche perché se noi diamo tranquillità sia alle famiglie che alle imprese, in questo momento storico credo che sia davvero molto importante. Dall'Agata cosa ne pensa? Può essere davvero efficace un intervento del governo? No, questo intervento non è efficace. Io ho già detto, ero stato candidato al Senato, che avevo dei problemi con la valutazione rispetto alla capacità di far di conto della destra. Allora, se c'è un aumento dichiarato dei beni di consumo del 17% e si vuole togliere come risposta il 4% di IVA sulla pasta, pane, eccetera, è chiaro che a paghe ferme comunque c'è una perdita del 13%, che sono soldi veri, migliaia di euro a fine anno dei cittadini. Tra l'altro, togliendo l'IVA,
si fa una riduzione dell'incasso dello Stato e i fondi che Barato dice voler dare per l'aiuto alle famiglie e alle imprese non ci sono più. E allora quello che andrebbe fatto, e io lo dissi e lo ripeto, è l'aumento di €1 all'ora minimo per tutti da recuperare sui prossimi contratti collettivi. Questo probabilmente verrebbe meno, sono numeri, non è fantasia. Allora, ripeto, l'aumento di almeno €1 all'ora sulle buste paga, se non 2, perché l'inflazione ormai è andata avanti, abbiamo avuto il 12% l'anno scorso e si continua avanti su questa linea, porterebbe realmente ad avere alle famiglie quanto serve, avere ulteriori ingressi per lo Stato, perché ci sarebbero più soldi di IRPEF pagata da queste famiglie. E vorrei chiarire una cosa, le imprese, i loro listini, sia quelle di produzione, penso alle cartiere che hanno fatto il blocco 1 anno e mezzo fa, solo per rivedere i listini con i loro clienti, e dopodiché anche le imprese della distribuzione commerciale, loro i listini li hanno adeguati. È possibile che le paghe debbano restare ferme? Io lo chiedo ai cittadini e alle cittadine della città di Treviso, in questo caso, ma anche a tutti gli ascoltatori che possano esserci, perché mi pare che ci sia un problema proprio nella capacità di valutare l'effetto di un'azione che si vuole fare. Sentiamo Bisetto da che parte sta. Virtus in medium. Ma ci sono ragioni da una parte e dall'altra, ma a mio avviso se il sottosegretario Bitonci dice questo, vabbè, il problema è quando succede questo, perché questo è il problema, perché siamo appunto in 2 anni 17% di aumento, no? L'inflazione, e quindi le famiglie sono veramente ai ferri corti. Ecco. Ma al di là di tutto questo, pensiamo a cosa succede ogni anno quando i ragazzi, i figli vanno a scuola, il problema del caro libri che insomma ai miei tempi con 100.000 lire si compravano tutti i libri, adesso con 130 euro forse compra il vocabolario, sì, solo il vocabolario di greco. Sì, ecco. sì. Quindi c'è un grosso problema da questo. Quindi è chiaro che per esempio l'ente comune deve intervenire, in questo caso deve intervenire, no? Dicevo già in campagna elettorale, ai miei tempi quando ero consigliere comunale, per gli anziani delle case di riposo c'erano attorno ai 3 miliardi di lire. Oggi cosa c'è? Di aiuto. Sono una piccola voce. Adesso quanti soldi mette il comune per gli ospiti nelle case di riposo, che naturalmente le case di riposo sono al collasso anche causa pandemia, ma sono al collasso, le pensioni non bastano. Quindi c'è un collegamento che va affrontato. È chiaro che però l'ente comune di Treviso, il comune di Treviso, gli enti locali, la base, che è la base, deve mettersi in testa che devono evidentemente fare degli interventi specifici, veramente specifici. Il problema, per esempio, adesso tiro fuori un'altra cosa mettendo per spiegarmi, il problema della natalità. Ci sono più morti che vivi al comune di Treviso, che nati, no? Più morti che nati, diciamo. Anche ti vivi, più morti che vivi, perché vabbè. Sì, ma ha reso l'idea. Allora cominciamo a fare qualche cosa sul problema della natalità. I miei cugini in Francia con 3 figli prendevano 800 euro al mese di assegni familiari, con quelli hanno pagato il mutuo della loro casa e anche parte del mutuo della casa di un figlio, ecco, senza toccare. Ma allora cominciamo, perché non dobbiamo alle signore, ne ho incontrate alcune durante il mercato qui stamattina, signore che stanno facendo un bambino, ma perché non dobbiamo dare un aiuto, 500-600 euro al mese, oltre allo stipendio che hanno diamo un aiuto a chi fa figli, perché c'è bisogno, devono. Il problema della denatalità è proprio anche un problema economico. Se non c'è la pasta da comprare, ma almeno diamo un supporto oggettivo, quindi meno fioretti sui ponti, più si guardi alle persone. Ripeto, la città è fatta da uomini e donne, non da altre cose. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, c'è anche il meteo, le previsioni del tempo, torniamo tra un paio di minuti.
La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Tempo soleggiato e caldo in intensificazione, insomma un'anticipazione d'estate in questo primo weekend di maggio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato sarà contraddistinta dal bel tempo, tanto sole alternato ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane dove nel pomeriggio non si escludono anche locali rovesci. Temperature in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra i 22 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nelle ore pomeridiane saranno probabili delle piogge sparse. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 23, 24, 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, anche in questo caso poi nel pomeriggio e soprattutto durante la serata saranno probabili dei locali temporali. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 26 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Di nuovo in diretta stiamo dialogando con Raffaele Baratto, Giuseppe Bisetto e Stefano Dall'Agata di campagna elettorale, elezioni comunali a Treviso e tematiche anche generali. Di una tematica che interessa anche il nostro territorio, che è quella dell'immigrazione, ci parla Luisa Bertini, che è collegata da Caldogno col sindaco Nicola Ferronato, perché dopo l'incontro di ieri in prefettura a Vicenza, in cui sono stati convocati sindaci e categorie economiche per parlare di migranti e accoglienza, per sondare le possibilità di allargare posti sul territorio, siamo andati proprio a Caldogno, dove sono accolti 50 migranti. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Caldogno in compagnia del sindaco Ferronato per parlare di migranti. Ieri un importante summit in prefettura che ha visto coinvolto sindaci così come categorie del territorio per parlare proprio dell'accoglienza. Accoglienza che qui nel territorio comunale di Caldogno è gestita da privati e prefettura, ma che è già in atto da anni e comunque ci sono migranti di queste ultime ondate accolti qui già da 6-7 mesi. Sì, sicuramente. Noi abbiamo una struttura ricettiva che è un albergo che appunto in questo momento sta accogliendo dei profughi dall'ottobre scorso, circa 25, 30, 50 persone. Questo purtroppo non posso essere più preciso perché non ho i dati in questo momento precisi. Il tema fondamentale credo sia innanzitutto pensare a un'accoglienza più strutturata, anche perché ribadisco il concetto, il malumore che percepisco nei miei concittadini è dovuto al fatto che questi ragazzi circolano per il paese naturalmente e lei suggeriva giustamente che vengano impiegati, quindi una delle sue proposte sicuramente è quella. Adesso stiamo dialogando appunto anche con la prefettura per cercare di impiegarli, ma solo, mi viene in mente solo per la pulizia del territorio, insomma non impiegarli in maniera diciamo strutturale, ma qualche ora alla settimana che dedichino anche a quelle popolazioni, a quel territorio che li stanno accogliendo, insomma. Ecco, quindi la soluzione del territorio e dell'accoglienza è quello di integrarli pienamente anche nelle attività comunali. Ma sicuramente, ma deve essere un'accoglienza strutturata, perché non può essere solo un assistenzialismo e basta, insomma, cioè, ci dobbiamo attrezzare per cercare di strutturare un'accoglienza di un certo tipo e anche coinvolgere ed integrare nel miglior modo possibile queste persone. Ecco, io ringrazio il sindaco Ferronato e restituisco la linea a voi a studio.
Grazie Luisa, grazie al tuo ospite. Allora, accoglienza dei migranti. Treviso ha una struttura importante, una delle principali in Veneto, l'ex caserma Serena. Bisetto, è una presenza che va gestita naturalmente, quella dei migranti. Come si pone su questo fronte? L'accoglienza è più completa perché, come si dice da noi alti, capi voglia di lavorare. Punto. Ma se mi permettono vorrei sottolineare una cosa. L'ultima legge sui flussi è stata una legge catastrofica, nessuno ne parla. Sono aumentate le quote, questo è vero, ma pensate che per richiedere un extracomunitario che abbia una patente compatibile bisogna allegare all'interno della domanda 14 certificati. Cosa pazzesca, si sono inventati il certificato di asseverazione, l'idoneità dell'alloggio. Per fortuna che poi hanno corretto cammin facendo, perché per avere l'idoneità dell'alloggio nel comune di Treviso ci vogliono mesi, anni, una cosa pazzesca. Ecco, ci sono cose di questo genere che sono incompatibili, incomprensibili. Credo che i vari datori di lavoro si sono rifiutati quest'anno di fare questi tipi di domande perché la cosa era semplicemente ridicola. Il certificato di cessione di fabbricato, ma la cessione di fabbricato si fa quando una persona c'è. A chi cedo il mio fabbricato se la persona non c'è? Quella sta ancora all'estero, chiedono il certificato di cessione fabbricato. Poi cammin facendo hanno detto basta indicare ipoteticamente una data che verrà fra 5, 6, 7 mesi, stanno ancora finendo la sanatoria di 3 anni fa. Ecco, quindi figuriamoci i nuovi flussi come verranno gestiti. Vabbè, sono aumentati, questo è vero, ma quindi secondo me, ma anche gli addetti ai vari patronati che fanno queste pratiche dicono che la cosa è inammissibile così come è fatto, è troppo burocratico questo fatto. E dobbiamo rispondere sempre continuamente alle navi che arrivano, ai battelli di immigrati che arrivano, ma questo non è il modo. Questo non è il modo, quello di burocratizzare questo rapporto umano. I rapporti umani non vanno burocratizzati, e anche il rapporto di lavoro secondo me non più di tanto, ma perlomeno agevolare questa possibilità che le persone vengano in maniera regolare, ma non inficciarli di un fatto burocratico che è inammissibile, incomprensibile, non è spiegabile. Ecco. Poi mi pare che, tranne qualche caso, la città di Treviso non abbia avuto questi grossi problemi con gli immigranti. Di solito sono tutte persone che sono presenti in questa nostra città lavorando e facendo il loro dovere. Poi, naturalmente qualche caso c'è sempre, ma anche le nostre prigioni italiane sono piene di italiani in galera, quindi non è con questo che voglio giustificare niente, ma quello di riuscire. Ecco, però secondo me un ente locale cosa può fare? Innanzitutto può, con le varie categorie sindacali e con le categorie dei vari datori di lavoro, bisogna organizzare le scuole. Non è possibile che non ci sia una scuola, se non altro per insegnare l'italiano che arriva, se non altro quindi creare questo humus culturale di aiuto perché la persona si integri e si integra veramente, realmente. Ecco Baratto, lei cosa ne pensa? Tra l'altro in passato il centrodestra si era opposto in qualche modo all'accoglienza diffusa, adesso sembra che il governo invece torni un pochino su questo dicendo basta grossi centri. Ma io credo che questa sia una cosa da prendere proprio a livello più ampio. Credo che l'Europa debba guardare senza isterismi, come purtroppo si è visto in queste ultime ore da qualche paese, che credo che non si risolve il problema di nessuno in quel modo. Credo che bisogna prendere il problema immigrazione in maniera forte e concreta una volta per tutte, perché credo che sarà un problema del prossimo futuro, che non è oggi, ma ormai è da qualche anno. Anche perché chi viene nei territori, che viene in questo paese, viene per lavorare, viene per cercare un futuro.
Per cui credo che se a livello europeo questo problema, che di fatto lo è, viene preso in maniera davvero una volta per tutte forte e concreta, si risolverebbe un problema anche lavorativo, perché oggi vediamo ci sono carenze sia in tanti settori, dal turismo ma alle produzioni, perché vediamo che si cerca, però bisogna cercare di questo problema affrontarlo in maniera davvero seria e concreta, senza abbandonare o creare magari delle illusioni per chi magari non ha assolutamente bisogno, e magari creare dei contrasti all'interno di un paese o tra paesi a livello europeo. Credo che non sia questa la soluzione del problema. La soluzione del problema credo che sia davvero prenderlo in mano in maniera forte e concreta, però a livello centrale europeo e in maniera seria, non scaricando i problemi tra un paese e l'altro dicendo che tutti quanti siamo d'accordo. In questa maniera non si risolve questo problema. È un problema che c'è, è un problema forte, bisogna risolverlo. Dall'Agata. Allora, intanto devo riconoscere che questi due ospiti avversari politici sono, diciamo, della parte centrista dello schieramento, e qua il nodo grosso è la parte destra della società politica, la quale forse certi inghippi burocratici li mette apposta per rendere impossibile la strada di un percorso civile, di un percorso di integrazione. Però hanno aumentato le quote, quasi raddoppiate. Sì, perché si trovano con una sorta di cortocircuito. Qualche industriale a loro vicino che magari gli paga la campagna elettorale ha bisogno di lavoratori, sì. E gli dice: ciao Moro, mi hai fatto arrivare i lavoratori sì o sì. E allora hanno aumentato i flussi, ma siccome poi il loro animo è comunque un po' razzista, un po' xenofobo a destra, allora si inventano tutti i sotterfugi per dirmi: fammi 14 certificati. Cioè, io sottoscrivo in pieno l'intervento di Bisetto, che è preparato su questo punto. Ecco, io da parte mia penso che sinceramente 100.000 nuovi arrivi più all'anno, che sono quelli che ci sono, vanno bene, bisogna integrarli. Non mi va tanto bene la caserma Serena, è stata una scelta di indirizzare verso un certo tipo di strutture, serve un percorso che gli dia un minimo di formazione, che possano trovare lavoro, perché sono anche ragazzi, maggioranza giovani ragazzi di 18, 20, 25 anni che hanno voglia di lavorare, sono venuti qua per quello, per far su soldi, mandare un po' di soldi a casa, magari portare qui la famiglia. Per cui ecco, io non vedo il pericolo di sostituzione etnica di cui blaterano ogni tanto a destra. Per me Paola Egonu, per fare un esempio, è di Cittadella, è veneta ed è italiana, punto. E se uno vuol dire che chi nasce a Cittadella non è veneto, cioè, oppure non è italiano perché è nato a Cittadella, si apre un'altra questione che non credo vorremmo aprire. Ecco, io per parte mia mi è capitato con un amico, tra l'altro che è collega di lavoro e cognato di un collega di lavoro, megalese. Loro, per una loro ricorrenza religiosa al compleanno della guida spirituale Sufi, hanno deciso durante il Ramadan di fare una distribuzione del cibo. Ci siamo incrociati per caso, mi ha chiesto: Stefano, vieni? E io ho detto: sì John, vengo. E sono andato con loro a distribuire il cibo durante il Ramadan. Era ovvio che io non sono musulmano, però io credo che certe cose si può mettere il cuore. Erano ragazzi, gente comune, brave persone alla fine, cioè, come ha detto Bisetto, c'è sicuramente il marcio da qualche parte, dappertutto, però non è la maggioranza è la gente comune, vuole vivere serenamente, fare la propria vita, innamorarsi, e poi se innamorandosi in futuro c'è la ragazza figlia di veneti che trova il ragazzo figlio di cinesi, per me non è un problema. Anche perché ascolto musica di tutto il mondo. Ci fermiamo qua, il tempo è finito. Allora io ringrazio Stefano Dall'Agata di Europa Verde e i Verdi, Giuseppe Bisetto del Popolo della Famiglia, Raffaele Baratto di Coraggio Italia collegato. Grazie a voi e ci prepariamo insomma ad assistere a queste ultime battute di campagna elettorale e poi seguire naturalmente il 15. Andate a votare. Questo è un appello che lanciano davvero tutti e che è importantissimo. Grazie a voi. Noi andiamo a Bassano del Grappa adesso dal
collega Alex Giuliano perché c'è un problema nei parchi cittadini relativo al degrado. Vediamo se riusciamo a collegarci con Alex per vedere cosa sta succedendo a Bassano. A te la linea. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Iniziamo la nostra diretta mostrandovi delle immagini davvero suggestive. Siamo a Bassano del Grappa, in quartiere San Michele. Bene, abbiamo visto il panorama, abbiamo visto la chiesa, la parte bella di questa zona della città, ma a pochi passi, proprio come potete vedere grazie alle immagini di Alessandro Costacurta, alle mie spalle si capovolge completamente la situazione. Perché? Perché come potete vedere c'è un parco giochi, c'è una delle aree verdi della città che versa in condizioni assolutamente precarie, e non solo, c'è degrado, c'è abbandono, c'è erba alta. Guardate, l'erba raggiunge addirittura questa altezza, quindi quasi insomma mezzo metro di erba alta, che chiaramente impedisce l'accesso, impedisce ai bambini, ai residenti di usufruire appieno di questi spazi. Tutto ciò perché? Perché come è noto da alcuni mesi a questa parte non c'è più quella fitta collaborazione che c'era un tempo tra i volontari, tra i comitati di quartiere e l'amministrazione cittadina, l'amministrazione comunale del sindaco Elena Pavano. Questo perché? Perché, come ricorderete, è un tema che abbiamo ampiamente trattato, non è stata rinnovata, diciamo così, la collaborazione tra volontari e comune, in quanto il comune ha deciso di non coprire più le spese assicurative dei volontari. Questo significa che chi autonomamente, mosso da buona volontà, amore per il proprio paese, prima si occupava dello sfalcio dell'erba, della raccolta anche dei rifiuti, di mantenere insomma i parchi in buono stato, adesso non solo deve lavorare, non solo deve farlo gratis, ma addirittura sobbarcandosi i costi dell'assicurazione. Questo è troppo. C'è stata una unione di tutti i comitati di quartiere di Bassano. Per la prima volta nella storia, compatti, hanno detto no, ci fermiamo, se insomma il comune non ci dà assistenza, noi non possiamo assumerci la responsabilità di agire senza copertura assicurativa. Chi ci rimette? Ci rimettono i cittadini, ci rimettono le famiglie, ci rimette sicuramente la città, e queste immagini parlano da sole. Guardate un campo, oltretutto questo è un campetto, un parco inaugurato solo un paio d'anni fa, è già completamente abbandonato in una Bassano baciata dal sole, con la possibilità appunto di dare vita e di agevolare anche quello che è insomma la vita quotidiana nei quartieri, di renderla più piacevole, di coniugare natura con insomma la vita di tutti i giorni. Adesso siamo alle porte dell'estate, la situazione è questa, e diciamo, se abbiamo iniziato la nostra diretta con delle immagini suggestive, con un bel panorama, la chiudiamo con questa erba alta e questa situazione davvero di degrado che non riguarda solo questo parco, ma gran parte degli spazi verdi della città. Grazie Alex, grazie per questo collegamento. Noi dovremmo avere collegato telefonicamente il collega di Venezia Lorenzo Maier, perché ha una sorpresa per i telespettatori di Media Nord-Est, un messaggio direttamente di mister Spalletti dopo lo scudetto del Napoli. È così Lorenzo, buongiorno. Vediamo se mi sente. Non sentiamo nulla. Lorenzo, ci sei? Forse non è in linea, non ancora. Lorenzo? Niente, riproviamo tra poco allora. Regia. Pronto, pronto, pronto? Vediamo se riusciamo a proporre.
questo contributo? Non c'è. Va bene, allora presentiamo l'ospite in studio, anzi 2 ospiti, 3 forse, perché se ne è già visto lo si è già visto. Barbara Minarelli, volontaria dell'associazione Un Furetto in Famiglia con Inuit della Tana del Sambuco. Fantastico. Allora vediamo se con l'inquadratura frontale riusciamo ad alzarlo un pochino e lo si vede meglio. Vediamo, regia, caro. Eccolo qua, un furetto da compagnia. Sì, i furetti sono solo da compagnia, non esistono in natura, sono solo animali da compagnia. Fantastico. E appunto animali domestici. Ecco, allora, come lei si è avvicinata a questa associazione e che genere di attività svolge questa associazione che non conoscevamo ma che abbiamo scoperto perché dopo la mostreremo anche direttamente da PC. La prossima settimana a Casale sul Sile c'è questa iniziativa Furetti in gondola con tanto di concorso di bellezza per furetti. Sì. Ma siete tanti appassionati di furetti? Sì, diciamo che è un animale ancora un po' di nicchia, ha avuto dei momenti in cui ha avuto più successo, però avendo tanti difetti il furetto è un po' difficile da gestire. Che difetti ha? Allora, il difetto, sente l'odore forte che ha, che a molti non piace, lui è in calore, quando si sterilizzano invece c'è l'obbligo di sterilizzazione, ecco che hanno un odore più delicato. Fanno una gran confusione, quindi se uno è amante dell'ordine, no, non fa per lui il furetto perché apre cassetti, tira fuori di tutto. È vero che sei un po' malannoso tu. Ecco, non rosicchiano perché non sono roditori. Loro mangiano carne, sono carnivori stretti, quindi mangiano carne cruda con le ossa perché loro sono dei mustelidi. Eccolo qua, mostriamolo. Quanto pesa? Pesa molto, no? Lui pesa, è bello, è un furetto bello grande, perché pesa sui 2 kg, 2,2 kg in inverno, ma spesso i furetti pesano, le femmine per esempio pesano 1 chilo e alcuni maschi possono essere 1,2 kg, 1,5 kg. Lui è un bel furettone, perché è come un gatto con le gambe corte. E in casa come si comportano allora? Allora, intanto il furetto dorme tantissimo. Dorme anche 18 ore, per cui se si è sempre fuori per lavoro lui non soffre più di tanto perché non c'è niente da fare, per cui dormo. Quando però si sveglia si scatena. Salta, corre, si inventa di tutto, sale sui mobili, fa scaletta. Essendo un animale estremamente intelligente, lui non si arrende alla prima difficoltà. Essendo un predatore deve essere intelligente, perché un predatore stupido morirebbe di fame. Per cui, eccolo qua inquadrato da vicino, lo tenga. Per cui lui si attrezza, si organizza, si sposta le cose, fa scaletta, capisce dove può andare, è molto giocherellone, gioca tanto, è un pazzo scatenato. Sono un po' dei teppisti, diciamo, i furetti. Hanno dei comportamenti da cane e dei comportamenti da gatto, perché gonfiano il pelo e soffiano come i gatti. E si inarcano con la schiena e saltellano come le molle, oppure cercano il padrone, stanno a guinzaglio come un cane. E cosa mangia? Carne fresca con ossa, carne bianca, quindi pollo, coniglio, faraona, oca, mai carne rossa, oppure crocchette di alta qualità da gatto con un'alta percentuale di proteine, almeno il 38%, e gran free, perché i cereali a loro fanno molto, molto male. Questa è la loro dieta. Mangiano anche le uova di quaglia col guscio, oppure uova normali, allora solo il tuorlo. Eccolo qua, adesso lui è stanco, quindi si riposa, sta bello. Lo vediamo a suo tranquillo. agio qui sul nostro... Non gli dà fastidio stare nel nostro studio, bene. Non gli dà noia. Mi fa piacere. Ecco. Lei ne ha portati 2 tra l'altro, vero? Sì, ho Forse portato ne abbiamo anche Gaspare. Però non vanno tanto d'accordo, mi pare di capire. No, perché sono 2 maschi, quindi si picchiano. No, vediamo di sì, se no uno alla volta. tengo in braccio Gaspare e io lascio tengo qua a guinzaglio lui eventualmente. Esatto, se c'è necessità me lo passi pure, lo teniamo buono. Quindi se vuole glielo posso prendere. L'associazione invece si occupa di furetti abbandonati, proprio perché la gente li prende a caso, li vede in fiera, li vede in negozio, ma che bellino il cucciolino. Ma morde? Pensano per curiosità. sia... Allora, Mordicchia? il furetto, loro sono buoni, vede, si fa... accarezzarlo, No, lo può accarezzare senza problemi. Lui è un furetto mezzangora, infatti ha il pelo molto lungo, in questo momento ha ancora il pelo invernale, poi farà la muta estiva e avrà il pelo corto, molto corto.
L'associazione si occupa appunto di recuperare i furetti abbandonati o le cessioni di proprietà, perché tanta gente li prende e poi si accorge che non riesce a seguire, che è un animale impegnativo, è un animale costoso da mantenere, per cui se ne liberano. Certo. Tanti furetti scappano perché bisogna avere, prima di prenderlo, bisogna essere consapevoli e conoscerlo bene, mettere la casa in sicurezza, perché è come avere un bambino di 2 anni pestifero che se le inventa tutte per farsi male. Se scappa non ha senso dell'orientamento, per cui si perde, non sa tornare indietro, perché lui è tutto contento, saltella, corre, va e dopo cerca di infilarsi in tutte le porte che trova aperte, e tanti sono i furetti che si perdono. Quindi quelli che vengono recuperati, che non riusciamo a risalire al proprietario, perché il furetto deve avere il microchip come il cane, è registrato, poi ha bisogno dei vaccini, del cimurro, però tante volte non si riesce a risalire, per cui poi noi lo sterilizziamo, vacciniamo e gli troviamo casa. Eccola là che c'è anche la Jacqueline. Queste sono immagini che ha fatto la nostra collega Nicoletta Rizzetto l'altro giorno, proprio con lei. E la piccola Jacqueline, che vivono insieme, loro due vivono insieme, quindi sono amici. L'associazione si occupa di tutto questo e questi eventi vengono fatti proprio perché col ricavato, perché vendiamo le cucce, giochi, cose particolari, così, con quello aiutiamo i furetti abbandonati. Oltre alle donazioni ai soci, chi si associa per aiutare proprio questi furetti che vengono trovati e che hanno bisogno di una sistemazione, di essere seguiti. Certe volte sono anche ammalati, per cui dobbiamo curarli, dobbiamo stargli dietro. Patato, polpetta. Che vita media ha un furetto? Un furetto ha 7-8 anni di vita. Diciamo che adesso è migliorato molto perché ci sono più veterinari esperti di furetti, quindi si conoscono di più le malattie, con l'alimentazione si riesce a portarli, a farli vivere meglio. Io dico sempre che quello che si spende per un furetto si risparmia di veterinario, perché dare le crocchette, quelle colorate del supermercato, significa accorciargli la vita, anche magari vivono 2 o 3 anni, perché già sviluppano tantissimi tumori, insulinoma, di tutto, di più, non si fa mancare niente i furetti, e quindi mangiando male chiaramente dopo sono meno sani. Inuit, vieni qua. Certamente. Inu, non è il caso che tu ti butti giù, no, che magari ti fai male, sì. Ma loro sono spericolati, sono agili, non hanno il senso della profondità. Del gatto, esatto, del gatto ha anche la capacità di saltare, oppure no? Il problema è quello, quindi poi loro sono degli ottimisti, si sentono Superman, quindi anche se uno è al 12° piano, loro trovano una finestra aperta, si fiondano giù perché sono convinti di farcela. Per questo bisogna avere 1000 occhi e ancora non bastano. Senta Barbara, ma allora, qui nel nostro territorio, Veneto, provincia di Treviso, allora intanto c'è una qualche zona in cui c'è maggiore passione per questi furetti, maggiore diffusione, oppure no? Ma no, direi che in Italia siano tutti un po' omogenei. Sì, direi che non ci sia proprio una regione appassionata di furetti. È tanto diffuso, nel senso, a noi sembra anche una cosa un po' particolare, un po' nuova, ma probabilmente non lo è. All'estero è molto più diffuso, indubbiamente. Ecco, in qualche paese particolare? Un po' in tutti gli stati, in Europa ci sono tanti amanti di furetti, i concorsi di bellezza sono all'ordine del giorno, soprattutto anche nei paesi dell'est. In Russia o in Polonia, lì il furetto è molto molto presente nelle famiglie, nelle case, anche in America il furetto è molto conosciuto e è strano che in alcuni stati americani il furetto le famiglie ce l'abbiano come il cane e come il gatto, invece altri stati come la California sia vietatissimo. Per qualche motivo specifico? Non so il motivo specifico, può essere. In Nuova Zelanda e in Australia lo stesso, sono vietati, soprattutto in Nuova Zelanda sono banditi, perché e dire che ci sono delle grosse farm in Nuova Zelanda che li allevano e dopo li esportano, però chi ha il furetto lo deve tenere chiuso, blindato in casa, in gabbia, perché per loro, essendo un predatore, se scappa può uccidere il loro simbolo che è l'emu. E quindi non va d'accordo con gli emu, insomma. Certo. Quindi anche da noi sta prendendo piede, diciamo, questa passione per i furetti e appunto che vanno d'accordo anche con i bambini. Allora, con i bambini andrei
no, lui andrebbe anche d'accordo, è che lui per giocare usa i denti. Il furetto, la mamma coi cuccioli, tra cuccioli, giocano mordendosi anche forte. Vediamo se riusciamo a metterlo a favore di camera, ecco, lo giriamo un po'. Fatti vedere qua. Hai un musetto tanto carino. Eccolo, sì, da orsetto, sembra proprio, quando è inverno è bianco con le puntine nere, sembra un orsetto polare, sembra. Quindi loro giocano mordendosi fortissimo, ma hanno una pelle talmente dura che non si fanno male, non sentono assolutamente nulla, addirittura per fargli il vaccino certe volte si piega l'ago della siringa. Per cui noi abbiamo la pelle sottile, se loro giocano con noi come giocano tra di loro ci rovinano, ci devastano. Per questo anche ci sono tanti furetti abbandonati, perché magari la gente va in fiera, li vede, che poi non bisognerebbe mai comprare i furetti in fiera e nei negozi, e lo portano a casa, il primo morso al bambino, ciao, il furetto vola fuori dalla finestra. Per questo bisogna sapere a cosa si va incontro. Chi invece ha furetti, magari ce l'ha già e arriva un bambino, allora sa esattamente come comportarsi e come farli convivere, e nascono delle amicizie bellissime. Su Facebook ci sono tante famiglie nei gruppi dei furetti, anche appunto in Furetto in Famiglia, 2 famiglie che hanno il furetto da tempo, sono arrivati i bambini e vedere come giocano e come interagiscono, e il furetto non ha mai neanche provato a mordere il bambino. Bisogna essere genitori attenti, che prendono il furetto per sé, non certo come compagnia del bambino, e quindi non educarlo, insegnargli, dirgli no, perché capisce il no, se gli va di capirlo lo capisce molto bene, e quindi poi imparano a prendere appena appena, non a stringere forte, ma appena appoggiare i denti. Certo. Allora, ci piacerebbe vedere anche l'altro, devo prendiamo dire. Gaspare. Veda lei, Barbara, come organizzarsi. Allora prendiamo Gaspare. Tu dove vai? Dove pensi di andare, ragazzo? No, Questo adesso vuole che lo tenga di qua io? Se vuole, ma adesso ha visto che arriva là, aspetti, perché se le scappa siamo rovinati, siamo del gatto. Sì, perché decisamente. Loro due sono... Poi lo cerchiamo per tutto lo studio di Antenna 3. Sì, che carino, è completamente diverso. Lui è biondo e poi vede che ha il musino un pochino più lungo, lui ha il muso da patata più corto. Sì, è vero. E questo, lui è un cannella, lui è un furetto cannella. Molto... Gaspare si lascia stare, ok? Molto carino anche lui. Non è inutile che tu ti agiti, non prendi Gaspare neanche se vuoi. Ciao Gaspare. Gaspare. Senta, per cui allora abbiamo detto furetti abbandonati ce ne sono molti? Purtroppo sì, perché ci sono tanti scucciolatori, ossia gente che prende 2 furetti in fiera a caso, che poi magari sono anche parenti, maschio e femmina, li fa riprodurre e poi dopo li cede senza verificare le persone a cui li dà, senza dar spiegazioni, e dopo finiscono malamente questi furetti, è il solito problema. I furetti invece vanno seguiti e affidati solo a persone di cui verifichi la capacità di seguirlo e istruirli bene per poterlo tenere. Senta, ma ci sono strutture che li tengono come i canili, i gattili, oppure no? Centri di recupero della fauna selvatica al massimo? Ma non sono selvatici, sono quindi selvatici. Li tengono ma poi dopo non sanno cosa farsene, quindi interveniamo noi. Chi ci conosce ci chiama, li recuperiamo noi. Quando noi troviamo su Facebook magari degli annunci, abbiamo trovato un furetto, magari veterinari, gente che li trova per strada ne porta uno, e allora noi interveniamo e andiamo a recuperarli. Io ne ho recuperati diversi in zona Verona. Ecco, lei di 2 o 3 dov'è, ogni Barbara? anno. Io abito a Preganziol. Preganziol, quindi proprio qua nel Trevigiano, Sì, quindi sì, se c'è qualcuno sì. che ha Infatti quest'anno abbiamo voluto fare questo concorso qui nel Veneto, perché l'associazione è di Torino, per cui tutti gli eventi si fanno sempre a Milano, a Torino, in Lombardia, sempre in quelle zone, e qui ce ne sono parecchi di furetti, quindi abbiamo deciso di, appunto per i nostri soci e così, di fare questo concorso di bellezza, così anche le persone possono venire a vederli e conoscerli, insomma, e capire che animale ha, perché ci sono tanti pregiudizi, la gente non li conosce, dice ma è selvatico, portalo nel bosco che è selvatico, lui nel bosco muore. Non sa vivere da solo. Quindi in natura noi il furetto non lo troviamo. L'animale più simile, da cui discende il furetto, è la puzzola europea, che è marron, che non è la skunk americana, quella con le righe del cartone animato, ma è come un furetto, è come lui, col muso tondo, con la mascherina da bandito, e è scura, è marron scura. Quella è
il progenitore del furetto. Il furetto è domestico da migliaia di anni, ha avuto un periodo di grande splendore nel Rinascimento, perché infatti per esempio la Dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci si è scoperto che non è un ermellino, che in Italia ermellini non ce ne sono, soprattutto in Toscana, ma è un furetto ancestrale, perché nelle famiglie più abbienti, famiglie nobili nel Rinascimento, il furetto era di casa, addirittura col collarino, con tutto, proprio perché teneva pulita la casa dai topi, dagli scarafaggi. Può essere un'idea interessante anche questa. Sì, ma sono bravissimi, molto più bravi dei gatti per prendere i topi, indubbiamente si organizzano, sanno fare il loro lavoro di predatori, sanno fare. Quanto ha lui? Lui ha quasi 6 anni, Gaspare, e invece Inuit ne ha 4. Ma sono troppo belli. Allora, ricordiamo, furetti in gondola, abbiamo detto, dimostriamo la locandina, 14 maggio in via Don Visentina con Scio di Casale, e abbiamo detto giochi, risate e concorso di bellezza, ma soprattutto, come diceva Barbara, la possibilità di prendere un po' di confidenza e sfatare qualche pregiudizio su questi e di animali. conoscerli e di capire come sono, vedere quanto riescono a giocare. Appunto ci saranno i giochi, tanti bei giochi da fare, sniff and touch, che quindi abbiamo lo stand up, che perché loro amano il malto, quello per i gatti, quindi col tubetto loro stanno in piedi e cronometriamo quanto stanno in piedi. E stanno in piedi su 2 zampette a lungo, sono capaci? Anche se sono belli lunghi, vedi? Sono belli alti quando stanno in piedi. Qualcosa che piace da stare in piedi, ci stanno un bel po' loro. Sì. Un po' i cani della prateria o cose del genere, fantastico. Barbara, stia qua con me, abbiamo in collegamento il collega Lorenzo Maier. Lorenzo, mi senti? Sì, buongiorno Linate ai nostri telespettatori. Eccoti, buongiorno. Abbiamo gli ultimi minuti, Lorenzo, ma tu avevi una sorpresa per i telespettatori di Media Nord-Est. Quale? Certo, Luciano Spalletti, che è l'allenatore, come tutti sappiamo, del Napoli campione d'Italia, il giorno dopo la conquista del titolo, anche attraverso esclusivamente i nostri emittenti, ha voluto così lanciare un messaggio, dare un messaggio, dire cosa sta provando in queste ore, visto che, lo ricordiamo tutti, Luciano Spalletti all'inizio della carriera è passato anche per il Veneto, per Venezia e per il Nord-Est come allenatore dell'Udinese, che portò peraltro a qualificarsi per la Champions League. È uno scudetto storico, quindi se sei d'accordo, se abbiamo il contributo, possiamo far sentire quello che ci ha detto. Assolutamente, vediamo. Lo scudetto del Napoli è un evento storico, è qualcosa che esce dagli schemi, un evento di cui tutti gli addetti ai lavori e non solo quelli del Napoli ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio. In generale si merita questo scudetto che ha vinto il Napoli. Non ho mai smesso di credere un attimo che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non lo avessi vinto sarei rimasto soddisfatto di quello che mi ha regalato questo tragitto ad arrivare poi ad essere allenatore del Napoli, e questi 2 anni dove mi sono sentito inondato dal sentimento dei tifosi del Napoli. Io in questo momento qui mi sento appagato, mi sento contento, tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli. È quella la cosa fondamentale, è quella la vera felicità, aver fatto felici tante persone, aver dato la gioia a tutti quelli che amano il Napoli. Chi ha a che fare con la terra sa che poi per avere un risultato bisogna lavorare duramente, bisogna aspettare molto tempo, e chi lavora duramente, la felicità è una cosa fugace, non si ha mai il tempo per essere felici, perché riparte subito un altro treno, riparte subito qualcosa a cui doversi dedicare e pensare in maniera profonda.
Benissimo, allora Lorenzo, velocemente perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Quello che ha detto è molto significativo perché presenta così un piccolo flash dell'uomo prima ancora dell'allenatore, che ovviamente è conosciuto ovunque a livello europeo, a livello internazionale del calcio. Una stagione straordinaria, strepitosa. Sappiamo che in Veneto ci sono tantissimi tifosi del Napoli come ci sono in tutto il mondo. C'è stato un richiamo importante all'infanzia contadina di Luciano Spalletti e anche un po' che è accomunato anche al nostro Veneto, che ha una tradizione contadina, per cui direi che è sintetizzato tutto in questo messaggio. Benissimo, allora Lorenzo Maier, grazie. Devo dare la linea alla regia. Regia, ditemi, chiudiamo? Salutiamo? Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi salutiamo. Via la pubblicità. Sì. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, prima di salutare Barbara e i nostri carinissimi ospiti, ma quanto mi piace questo furetto, domani è la giornata a Treviso della Treviso in Rosa, 10.000 iscritti, ma non solo. A Castagnole di Paese ho questo debito e ve lo devo mostrare, c'è anche la marcia dei folletti, eccolo qua il video che la presenta, lungo il percorso animali e trattori, giochi e sorprese, sarà per grandi e piccini naturalmente, è un'iniziativa della parrocchia di San Mauro, quindi della parrocchia di Castagnole e dei genitori della scuola dell'infanzia che ogni anno si prodigano per realizzare questa iniziativa, naturalmente a sostegno poi della scuola dell'infanzia stessa e della parrocchia. Iscrizioni dalle 8:30 del mattino, partenza alle 9:30, ritrovo al cortile della scuola dell'infanzia Larizza di Castagnole, quindi chi vorrà potrà fare anche questa esperienza. Allora, noi siamo in chiusura. Barbara, la ringrazio moltissimo di averci portato questi ospiti del tutto di eccezione. Associazione Un Furetto in Famiglia, appuntamento in questo caso a domenica 14 a Conscio di Casale. Certo, aspettiamo tante persone che conoscano questi simpatici amici. Beh, credo che sia servito questo momento proprio anche per far incuriosire, no? Rispetto a questi animali davvero simpatici, davvero bellissimi. Poi la faccina e il nasetto di Minuit mi piace un sacco. Grazie a tutti, grazie a Mattia Pizzaia e a Tony Paul in regia e vi rimando naturalmente ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Arrivederci.